Ecco, buongiorno a tutti, bentrovati a questo webinar sulle parole ritrovate in Veneto. Come vedete ci sono alcune persone che sono collegate con il video e poi abbiamo molte persone, ormai una trentina, del pubblico, che saluto ed accolgo. So che sono stati organizzati diversi punti di fruizione, diciamo, di questo webinar. Ripeto cose che ho detto nella preparazione, il pubblico non è visibile né udibile, ma può interagire con una chat che è sotto, diciamo, nella parte bassa del video, così come può alzare la mano se è necessario e quando sarà poi lo spazio per le domande e le osservazioni. Il video, cioè questo webinar, viene registrato, quindi le persone che appaiono nel video e che parlano automaticamente sanno che il video è registrato e quindi se sono collegate e parlano, automaticamente autorizzano alla ripresa. Se qualcuno del pubblico poi vuole intervenire ma non vuole essere registrato, è sufficiente che ci avvisi e noi stacchiamo la registrazione. Bene. Allora, intanto comincio con i ringraziamenti. Ringrazio innanzitutto il nostro tecnico, appunto, che io chiamo tecnico, ma è un collega psicoterapeuta, Matteo Albertinelli, che ci sta dando una mano, diciamo, in questo esperimento. L'utilizzo del webinar per incontrarci anche a distanza, come siamo ancora costretti a fare. Ringrazio l'associazione Asvegra perché ci ha, come dire, prestato questo strumento che ha un costo, insomma, anche considerevole, e quindi noi possiamo utilizzarlo e incontrarci da tutto il Veneto. Io mi presento, che non l'ho ancora fatto, sono Ornella Galuppi, tanti ruoli, ma in questo momento forse quello che voglio soltanto presentare è il fatto che modererò questa mattinata. Quindi io non farò interventi, ma darò la parola alle diverse persone secondo una scaletta che è piuttosto densa e quindi sarò costretta anche qualche volta a dire un po' stringi per passare ad illustrare tutte le attività che avevamo così molto piacere di presentare. Credo di aver detto tutto, vi ringrazio ancora moltissimo, accolgo anche gli spettatori che si sono collegati negli ultimi minuti e do la parola con vero piacere al primo dei nostri interventi, che è il dottor Renzo De Stefani, che è come dire, l'antico, come si definisce lui, l'antico segretario di Parole Ritrovate. Bene, allora io parto, Ornella? Prego. Grazie. Allora, anzitutto grazie a tutti voi che avete fatto un lavoro veramente straordinario per dare il via a quello che dovrebbe essere, nelle nostre intenzioni, una lunga cavalcata di eventi che parte oggi ufficialmente, per cui siete quelli che hanno l'onore e l'onere di dare il via a questi incontri, a questi eventi di Parole Ritrovate, e che poi proseguirà probabilmente fino a quando virus e altre variabili ce lo permetteranno, fino alla fine dell'anno, prevedendo anche probabilmente un incontro nazionale a Rimini fra la fine di agosto e l'inizio di settembre. Io sono il segretario non in senso politico, ma perché scrivo i verbali che mando in giro per l'Italia alla mailing list di Parole Ritrovate, per cui se qualcuno di voi non è in questa mailing list e ha piacere di esserlo, poi troviamo il modo sulla chat o in altre maniere di iscriversi a questa mailing list, in modo che se volete poi potete partecipare ad altri eventi che si terranno in altre parti d'Italia, sempre con modalità online, e ci sarà probabilmente anche un webinar impegnativo che dovrebbe a fine maggio fare un po' il punto sulla situazione e soprattutto preparare Parole Ritrovate a quell'evento che dovrebbe il Ministero organizzare a fine giugno,
che saranno gli stati generali della salute mentale. Forse alcuni di voi ancora non lo sanno, perché credo che il Ministero non l'ha ancora messo sul proprio sito, però parlando con qualche infiltrato, diciamo, del mondo ministeriale, abbiamo scoperto che stanno preparando questa cosa e naturalmente siamo tutti interessati a essere partecipi e presenti. Ecco, il mio compito è quello, dette queste poche parole introduttive, di introdurvi al mondo di Parole Ritrovate, di cui alcuni, come Sabrina, sono antichissimi membri da quando era piccola, immagino, e altri un po' meno, e allora io dovrei in 10 minuti, se non ricordo male Ornella, tu mi fermi no? Drasticamente quando sono a 7-8 minuti, così io mi regolo meglio. Noi abbiamo contato, hai tranquillamente un quarto d'ora, non preoccupare. Ah sì, allora. No, perché io ieri un po' preoccupato perché ti so persona molto determinata e proattiva. Allora mi sono preso anche degli appunti, per cui io di solito parlo sempre a braccio, ma in questo caso, vista l'importanza e l'inaugurazione degli eventi di Parole Ritrovate, ho anche preferito, insomma, farmi accompagnare da una traccia in modo da non perdermi poi eccessivamente. Di questo ti Allora, ringraziamo molto. inizio col dire che Parole Ritrovate, come forse sapete, nascono 20 anni fa, nel 2000, da una decina, chiamiamoli di sognatori, c'ero anch'io fra questi 10, che si trovavano sempre più a disagio nella situazione di una salute mentale che non voleva dare voce agli utenti e che li confinava in luoghi tutto sommato del tutto marginali e profondamente ingiusti rispetto a quello che deve essere il ruolo centrale dell'utente nel suo percorso di cura e nel mondo della salute mentale. Allora il sogno di questi sognatori era di dare finalmente voce agli utenti, consapevoli però che forse non era l'intenzione quella di aggregare solo utenti, ma di mescolare le varie voci, per cui fare qualcosa che desse voce sia agli utenti, ma che ci fosse anche la partecipazione di tutto il mondo della salute mentale, operatori, familiari, cittadini, amministratori, tutti però profondamente alla pari e con un qualcosina in più per il mondo degli utenti che ritenevamo fosse in credito rispetto a quello che non aveva avuto in passato. Così nasce nel 2000 il primo incontro nazionale di Parole Ritrovate, aperto a tutti i protagonisti della salute mentale, come dicevo prima, con un format molto particolare. Non c'erano relazioni preordinate, non c'erano lezioni magistrali. Tutti i partecipanti, noi avevamo chiarito, avevano diritto di parola, alzavano la manina in realtà e non sul computer, che allora ovviamente non c'era perché eravamo in presenza a Trento, e poteva intervenire dicendo liberamente quello che riteneva di dire, pensando di essere utile a se stesso, ma essere utile con la propria testimonianza di vita anche a tutti quelli che lo ascoltavano. La prima cosa che ci sorprese moltissimo fu la partecipazione assolutamente inaspettata, perché in quell'ottobre del 2000 si diedero incontro a Trento 400 persone, che è un numero, insomma, per Trento, poi città del profondo nord, neanche facilmente raggiungibile, era veramente un numero inaspettato. Questo noi lo interpretammo subito come un segnale, oltre che ovviamente positivo e di piacere, come il dirci da parte degli intervenuti che avevano colto che si stava facendo qualcosa tutto sommato di nuovo in un panorama della salute mentale che non era forse particolarmente brillante. Non che oggi lo sia, ma 20 anni fa forse lo era anche di meno. Un altro successo di quel primo incontro fu sicuramente il clima. Noi ci contavamo molto, avevamo fatto di tutto per favorire un clima amicale, un clima di libertà. Già il fatto che tutti potessero parlare quando volevano facilitava il clima, perché chiaramente si creava una specie di famiglia, no? In una situazione di questo tipo, in cui ciascuno si sentisse il più possibile libero di portare quei frammenti di esperienza di cui vi parlavo, e naturalmente fu proprio da questo format, da questi scambi di esperienze, che nacquero poi rapidamente in giro per l'Italia
attività legate a quel primo incontro di parole ritrovate, innovative e soprattutto fatte assieme, che vedevano la partecipazione congiunta di utenti, operatori e familiari. Una dimostrazione di tutto questo sta in quello che anche oggi chi esce, la maggioranza di coloro i quali hanno partecipato a un incontro di parole ritrovate, di solito commentano la loro partecipazione più o meno in questa maniera e dicono che effettivamente sono arrivati a quell'incontro avendo nel cuore sicuramente non sentimenti di piacere, perché chi entra nel mondo del disagio psichico sicuramente non entra in un mondo di piacere e di soddisfazione, entra in un mondo di grande dolore e di disperazione. Però quello che ci siamo quasi sempre sentiti dire dalle persone che soprattutto per la prima volta partecipavano a un incontro di parole ritrovate è che loro tornavano a casa consapevoli da un lato di non aver risolto i loro problemi, perché in un incontro uno non è che risolve i guai di una vita, ma che tornavano a casa arricchiti. Arricchiti da che cosa? Dall'aver colto dalle esperienze di tante altre persone degli stimoli importanti che potevano tradurre e trasferire nella propria esperienza e di aver sentito più volte due paroline che fin dall'inizio caratterizzarono il mondo di parole ritrovate, che erano fiducia e speranza, e sentire da tanti loro colleghi utenti, colleghi familiari, a volte anche colleghi operatori che erano sfiduciati anche loro giustamente di fronte alla difficoltà di quello che andavano ad affrontare. Ecco, quelle due paroline, il clima dell'incontro, li portava a vedere che forse riprendere un cammino non era poi una cosa così impossibile, per cui se ne andavano soddisfatti e contenti, e questo potete immaginare come per noi neofiti di incontri di questo tipo fu una sensazione di grande piacere. L'approccio di parole ritrovate, che è quello di cui penso abbiate anche in parte discusso nel preparare questo importante evento, prende praticamente da subito il nome di Fare Assieme, perché fosse chiaro a tutti quelli che poi di mano in mano partecipavano al mondo di parole ritrovate che noi intendevamo creare, organizzare, coinvolgere in attività, in gruppi di lavoro, in progetti di cambiamento, tutti indistintamente i protagonisti della salute mentale, in un contesto che fosse il più possibile paritario, in cui tutti imparavano a lavorare assieme, scambiandosi i reciproci saperi. E lavorare assieme, scambiandosi i reciproci saperi, detta così può sembrare facile e semplice, però insomma credo che tutti voi che siete navigati di questi mondi sapete che insomma lavorare assieme, scambiarsi i saperi, riconoscendosi a vicenda l'importanza dei saperi reciproci, non è così scontato. Un'altra cosa che caratterizzò quegli anni, non che adesso non ci sia più, ma sicuramente all'inizio, come tutti gli inizi, fu carico di grandi entusiasmi, perché il risultato era stato al di là di ogni immaginazione, e a quel primo incontro ne seguirono di incontri nazionali altri 20. Forse sbagliammo perché li tenemmo sempre a Trento. Trento diventò un punto di riferimento anche al di là dei suoi presunti meriti, fino al 2019, quando il Covid bloccò eventi da 500, 600, 800 persone, per cui siamo in attesa, speriamo ad agosto, di poterci trovare a Rimini per riprendere gli appuntamenti nazionali. La cosa altrettanto importante fu che sull'onda di quell'incontro nazionale, di quelli che seguirono, nacquero tantissimi incontri regionali, magari non con 1000 persone, ma con 200 o 300, che dovevano fare da volano per trasmettere nelle varie realtà regionali dove questi incontri si tenevano quello che era il messaggio di Parole Ritrovate, che era molto semplice, che era quello: mettiamoci assieme perché assieme è meglio. Sembra uno slogan, ma in effetti in qualche modo lo era. E più il fare assieme cresceva, più ne diventava anche evidente quali erano i fondamentali, quali erano le caratteristiche che sempre più dovevano renderlo, come dire, identificabile nel mondo della salute mentale. Una prima cosa molto banale apparentemente, ma che cercammo laddove era possibile di realizzare, era quella di mettersi sempre il più possibile a cerchio,
perché il cerchio sapete che è una dimensione che facilita la comunicazione e il clima paritario, per cui in tante occasioni facemmo anche delle forzature rispetto alle location dove eravamo per creare questi cerchi anche di 200-300 persone che riuscivano sicuramente a lavorare meglio in un clima che per noi doveva essere assolutamente positivo, non interessava fare la guerra o litigare con qualcuno, operatori contro utenti, familiari, insomma. Per noi la pace in senso ampio e lato era un obiettivo fondamentale. Come era fondamentale, ma l'avete già capito, dare voce ai protagonisti e protagonismo a tutti indifferentemente, a partire dagli utenti, ma anche a tutti gli altri che decidevano di partecipare a quegli eventi, valorizzandone il sapere esperienziale, avendo chiaro che i due principali saperi che a noi sembrava fosse meritevole di rimarcare era quello professionale degli operatori, che è sempre più accettato e scontato, di solito non si mette in discussione il sapere degli operatori, ma quello che a noi interessava di più era valorizzare il sapere esperienziale di utenti e familiari, che invece quello sì non aveva grande diritto di cittadinanza, perché c'erano i professionisti che dovevano fare il loro mestiere, poi del sapere degli utenti e dei familiari alla maggioranza interessava ben poco. Un'altra cosa che imparammo rapidamente è che mescolando questi due saperi succedevano delle cose assolutamente straordinarie e impreviste, perché evidentemente si creava una rete di amicalità, di condivisione, di fare assieme, come dice il nostro approccio, che portava a una crescita esponenziale della qualità della vita e del piacere di tutti i partecipanti, per cui quando le cose vanno meglio è chiaro che si replicano, perché è interesse di tutti percorrere strade che sono positive. In questo era fondamentale credere nel cambiamento sempre possibile di tutti, e questo fu una cosa su cui soprattutto all'inizio discutemmo molto, perché ci accorgemmo, lo sapevamo già forse, ma ci accorgemmo spesso che vi erano operatori, soprattutto anche bravi, anche impegnati, che questo credere nel cambiamento delle persone che accompagnavano, degli utenti, non era proprio nella loro genetica, erano magari presi da grandi impegni lavorativi, però non ci credevano in fondo. Questa era una grande contraddizione che è ancora presente tuttora, perché chi di noi è più navigato di salute mentale, io ahimè purtroppo sono 49 anni e qualche mese che traffico in salute mentale, insomma, per cui non è una bella notizia, soprattutto per me. E ho visto tante volte l'operatore lavorare tantissimo ma credere poco, tanto che io scherzando gli dicevo: guarda, te lo dico io che lavoro 14 ore al giorno, lavora meno, però credi un po' di più, perché credere nelle risorse, credere nei valori, credere nelle possibilità delle persone è molto più importante che lavorare fino a mezzanotte se non ci credi. Scusami Nello stesso... Renzo, io faccio la mia funzione e ti chiedo di Sì. arrivare verso una conclusione. Benissimo. Ecco, questo che fu assieme alla coprogettazione, alla coproduzione, ci fece capire che cosa? Sempre di più che quello che era importante era superare quell'approccio biomedico, quell'approccio medico-pedagogico che aveva accompagnato un po' da sempre la salute mentale, e che vedeva il professionista insegnare all'utente come e cosa doveva fare della sua vita. E questa cosa per noi era inconcepibile e cercammo, quella sì, di contrastarla. Per cui se noi cercavamo di essere contro qualcosa, eravamo e siamo contro quel tipo di approccio, mentre sempre più spesso ci trovammo a scoprire che questo nostro fare assieme era di fatto quello che oggi va sotto il nome di recovery, per cui capimmo che fare assieme e recovery erano un po' figli gli uni degli altri, e questo oggi ci è molto chiaro e ci rende convinti che tutte le nostre iniziative non sono sensate se non hanno nel recovery oriented, nei percorsi di recovery, una stella polare che è quella che poi permette all'utente di rimettersi al volante della sua vita
perché al volante della vita dell'utente non deve esserci l'operatore, ma deve esserci evidentemente l'utente. Ecco, qui io mi fermerei dicendo unicamente che questo incontro di oggi, a me personalmente, tanto più che mi avete invitato, vi sono particolarmente riconoscente, perché ho colto così a spizzichi e bocconi che è stato un grosso lavoro di collaborazione fra tante persone, e il fare assieme è collaborare fra tante persone. Per cui credo che in questa giornata avremo l'opportunità di toccare ancora una volta col mano che la salute mentale affrontata in questa maniera non è un luogo di dolore, di disperazione, punto. È un luogo dove si può rinascere, si può crescere, si possono fare cose assolutamente straordinarie, perché una comunità a cui gli ultimi, che sono tra gli altri gli utenti della salute mentale, hanno tutto il diritto di rientrare, lo possono realmente fare a vantaggio di tutti, perché una comunità che esclude è una comunità che perde, una comunità che include è una comunità che vince, e noi tutti assieme oggi ne siamo una testimonianza importante. Grazie. Grazie di cuore Renzo delle tue parole e anche della sintesi che sei riuscito a fare. Io intanto do il benvenuto ad altri che si sono collegati. Sono veramente felice. In questo momento abbiamo 45 punti del pubblico, che probabilmente sono anche dei veri e propri gruppi di ascolto. Do il benvenuto. Sappiate che potete interagire con la chat che è in fondo nel video, oppure successivamente ci sarà anche lo spazio per fare delle domande. E basta che alzate la mano, c'è l'icona, alza la mano sempre in basso. E sappiamo tutti che questo webinar è registrato, e quindi chi viene in video autorizza automaticamente la registrazione, a meno che non ci dica io non voglio essere registrato, allora spegniamo il video, spegniamo la registrazione. Grazie mille e di nuovo benvenuti. Passo la parola a Sabrina Marangon, che è la nostra referente del coordinamento Veneto Parole Ritrovate. Prego Sabrina, è tutto il tempo, stai tranquilla. Ecco, grazie. Allora, io sono una psichiatra da poco tempo in pensione anche, che ha lavorato in vari servizi del Vicentino, e negli ultimi anni sono stata responsabile del centro salute mentale di Tiene, provincia di Vicenza, UL7 Pedemontana. Ecco, direi che la mia storia, un po' come diceva Renzo De Stefani prima, è fortemente legata alla mia storia, anche quella della salute mentale del Vicentino, direi, e dell'Alto Vicentino in particolare, molto strettamente legata a Parole Ritrovate. Io a quel primo incontro di Parole Ritrovate del 2000 c'ero, ecco, e veramente per me fu come un colpo di fulmine vedere queste persone salire sul palco, prendere il microfono, dire la propria opinione senza che ci fossero problemi, se era un utente, se era un familiare, se era un cittadino, se era un operatore. Un dialogo, un clima che io non avevo mai visto prima. Ecco, questo fu un colpo di fulmine, appunto, che poi incontrò e si sposò e si sviluppò con un altro approccio che era già stata una mia passione precedente, quello dell'automutuo aiuto. L'automutuo aiuto, forse proprio adesso che Renzo ha detto del cerchio, che ci si trova in cerchio, ecco, nell'automutuo aiuto questo è basilare. Ci si trova in cerchio e alla pari, anche il facilitatore non è il conduttore del gruppo, ma facilita, ed è anche un componente del gruppo. Quindi parità e dialogo e circolazione di comunicazioni, di relazioni. E quindi forse questo proprio è il punto in comune. Queste due realtà io ho cercato in tutti i modi di farle incontrare e intrecciare. L'automutuo aiuto era anche in quegli anni, parlo appunto di 20 anni fa e più, perché i primi gruppi di automutuo aiuto li avevamo avviati con dei colleghi al servizio di Montecchio Maggiore già negli anni 90.
Ecco, c'era a Verona il movimento, i Cavalieri di San Giacomo e il Self-Help di Verona. Non so, io spero anche che sia collegato Paolo Vanzini e il suo gruppo, e quindi prendemmo da loro spunto e partimmo a Montecchiomaggiore. Poi mi trasferii a Thiene nel 2000 appunto, e portai anche lì l'esperienza dell'autoaiuto. A Thiene è nato il primo gruppo dei familiari già nel 2001, e poi quello degli utenti e vari gruppi degli utenti che poi negli anni si sono messi assieme, e siamo partiti in CSM e poi si sono costituiti in associazione, anzi ci siamo costituiti in associazione perché anch'io sono tuttora socia e socia fondatore di quella associazione che è Associazione Ritrovarsi, poi sentirete alcune testimonianze. Quegli anni appunto l'automutuo aiuto era molto più accettato, era una novità e era entrato nei servizi, e quindi per me era naturale che fosse la via anche per andare avanti dalla mutualità a un approccio più partecipato. Non è stato un percorso facile. Ecco, direi che abbiamo cercato di partecipare a tutte le iniziative che allora il movimento pian pianino proponeva, diventando un coordinamento nazionale e espandendosi con partecipazione di molti servizi da nord a sud Italia, e realizzando veramente delle iniziative veramente eccezionali, bellissime, incredibili, a cui noi non siamo mai mancati di partecipare in vario modo. Ecco, il primo incontro di Parole Ritrovate, perché appunto io sono qui anche un po' come la testimonianza storica che anche in Veneto Parole Ritrovate in qualche modo è arrivato, magari parzialmente. Ecco, vari tentativi sono stati fatti anche da parte mia già allora e negli anni di allargare alla regione, alla provincia, alla regione. E appunto nel 2006 mi pare abbiamo fatto il primo convegno di Parole Ritrovate a Vicenza, ne sono seguiti anche altri a Mestre, a Feltre, e poi alcune edizioni, 3-4, le abbiamo fatte proprio da noi, a Thiene, a Schio, a Bassano, toccando i temi che venivano proposti nei cosiddetti giri d'Italia, che erano appunto giri di eventi organizzati su tematiche della salute mentale, e anche con la partecipazione di nostri associati, utenti, familiari alle più pazze imprese che questo movimento ha messo in piedi, per esempio quella più grossa del viaggio in treno transiberiana da Venezia a Pechino. Sono partiti in 7 dal Vicentino. E poi in quegli anni avevamo allargato anche i gruppi a livello provinciale, c'era il cosiddetto GAMA, lo chiamavamo, gruppi automutuo aiuto del Vicentino, e con quell'organizzazione abbiamo fatto numerosi incontri, e anche loro li spingevamo ad essere agganciati al movimento Parole Ritrovate. Insieme a loro abbiamo organizzato alcuni importanti eventi. Più di recente l'associazione di mutuo aiuto si è aperta anche al Ritrovarsi, si è aperta anche ad altre associazioni del territorio, dell'U7 in particolare, e alle cooperative. È nata un'altra rete, il Tutti in Rete Salute Mentale. Questa rete riesce in qualche modo a organizzare degli eventi in collaborazione col servizio, trascinando il servizio, con negli ultimi anni abbastanza su tematiche importanti come l'abitare leggero, la contenzione, la recovery, sempre sotto un po' l'ombrello, il grande abbraccio delle Parole Ritrovate, collegandosi un po' alle iniziative più ampie a livello nazionale che il movimento ha proponeva in questi anni.
Direi soprattutto che per noi Parole Ritrovate è stato un faro, ecco, che ci ha illuminato nel nostro percorso, un stimolo continuo a migliorare, ad andare avanti, a non mollare, a non sentirci mai soli, ecco, questo perché molte volte in questo tipo di percorsi ti trovi anche assolutamente da solo, specialmente sul versante dei servizi, a fare entrare le idee, gli approcci, ma ecco, con risposte molto a volte frustranti. Ecco. Nonostante questo non ci siamo mai persi d'animo e abbiamo partecipato a tutto. Una delle grandi partecipazioni che dimenticavo, ma lo voglio dire, è quella della raccolta di firme per la proposta di legge di iniziativa popolare della 181, allora negli anni 2012-2015, con varie serate, capannelli in cui hanno partecipato moltissimo i nostri utenti familiari alla raccolta di firme. Poi abbiamo anche scritto un piccolo contributo nel libro Le parole ritrovate, la rivoluzione dolce del fare assieme, che è stato pubblicato lo scorso anno. Bene, ti chiedo Sabrina se puoi avviarti verso la conclusione. Voglio dire qualcosa a livello personale, ecco, devo dire che come professionista questo approccio per me è stato di grandissimo aiuto, mi ha aiutato soprattutto, mi ha portato a fare un cambiamento di ottica, di mentalità e soprattutto a pensare un cambiamento di posizione, cioè c'è stato questo salto di sedermi accanto più che dietro e sopra la cattedra, diciamo, dove in qualche modo il sapere medico ti porta spesso anche in maniera difensiva e talvolta anche piuttosto stigmatizzante, no? Mantieni questa distanza, ma anche una distanza di potere. Questo sapere medico ti aiuta a comunque esercitare questo potere. Facendo questo cambiamento, io devo dire, volevo dirlo a chi è operatore, medico, professionista, psichiatra, mi ha portato solo vantaggi, non difficoltà, anzi direi proprio il contrario, perché appunto, come diceva anche Renzo, vedi il positivo, cerchi la risorsa, cerchi la collaborazione, instauri relazioni più autentiche. Questo le persone lo sentono e rispondono. La risposta è sempre stata positiva, quasi sempre, per carità, c'è sempre delle difficoltà e quindi per me è stato un grande aiuto nel lavoro che me l'ha reso anche, devo dire, più leggero e più interessante, più piacevole. Di questo devo ringraziare il movimento. Ecco, con questo io concludo e do la parola poi anche ai soci del Ritrovarsi, al presidente dell'associazione Ritrovarsi. Sì, intervengo soltanto prima di ringrazio molto Sabrina di questa intensa presentazione e do il benvenuto ad altre persone del pubblico che si sono nel frattempo collegate e do anche loro l'informazione che stiamo registrando questo video e quindi poi lo renderemo fruibile. E ringrazio sia che ci hanno salutato Ti regalo una rosa e anche il centro diurno della cooperativa Nuova Idea, che saluto, che si è riuscito a collegare e ci sta sentendo e li saluto. Allora, do la parola al gruppo Ama Ritrovarsi, perché adesso faremo una carrellata veloce, poi ci ritroveremo in un convegno in presenza, non appena sarà possibile, ma questa mattina facciamo una carrellata delle esperienze che ci sono in Veneto. Quindi do la parola volentieri al gruppo Ama Ritrovarsi. Microfono. Ecco. Buongiorno a tutti, io sono Simonetta e sono presidente dell'associazione Ama Ritrovarsi, di cui Sabrina vi ha appena parlato come socia fondatrice. Ecco, brevemente nella nostra storia siamo partiti appunto con un gruppo così quasi spontaneo, prima di familiari e poi di utenti all'interno del centro di salute mentale. La volontà poi è stata quella di, una volta che il gruppo cresceva, di depsichiatrizzarci, tra virgolette, ed entrare un po' di più sul territorio. Siamo riusciti ad avere una sede
Fintanto che ognuno metteva un po' le proprie competenze, e dai gruppi parola siamo andati anche a formare dei gruppi di attività come dei laboratori di decoupage, ma cose abbastanza semplici, sempre però rispettando quelli che sono i principi dell'automutualità. Attualmente, prima del Covid, insomma, avevamo circa 4 gruppi parola, 5 gruppi di attività e insomma un centinaio di soci frequentanti di tutti i vari gruppi. Ovviamente il Covid ci ha un po' spiazzati, però ecco, se dobbiamo trovare del positivo anche di questa storia, siamo riusciti ad organizzarci attraverso una piattaforma Zoom, e tra i vari componenti, chi voleva partecipare, abbiamo costituito un gruppo parola via Zoom. Questo ha comportato, al di là di imparare un po' ad arrangiarci con le tecnologie, ma anche a coinvolgere i familiari, parenti, amici e anche il servizio, ad istruire le persone a poter utilizzare la piattaforma. È stato fatto un gruppo parola, ma è stato fatto anche il gruppo di spagnolo che noi portiamo avanti da tanti anni. È un progetto che noi chiamiamo Dentro gli altri, nel senso che è un gruppo di un corso di spagnolo vero e proprio, in cui si accolgono persone che desiderano fare il corso con l'unico basta che paghino la tessera del socio, le lezioni sono gratis, e però all'interno sono inseriti alcuni utenti. Questo gruppo spagnolo si chiama Gruppo Paella, funziona da circa 4-5 anni e conta una ventina di persone, ed è bello pensare che un'associazione che si occupa di salute mentale offra un servizio anche alla cittadinanza. L'altro progetto importante che proprio nel fare assieme è quello di Fuori Noi. Se il gruppo spagnolo è dentro gli altri, Fuori Noi, noi siamo inseriti in un quartiere abbastanza popolato del nostro comune di Tiene, e abbiamo fatto una sinergia, un fare assieme con il comitato di quartiere. Loro fanno delle iniziative tipo delle maratone, fanno le anguriate, delle feste di quartiere, e noi come associazione portiamo il nostro servizio facendo una marea di dolci, ok? Distribuendo i dolci, facendo servizio praticamente di catering, di cameriere. Vabbè, la cosa bella è che con gli anni il territorio ci conosce, ci individua, e è l'automutuo aiuto, sono le persone che hanno problemi mentali che offrono un servizio alla cittadinanza. Ecco, questo per quanto è in discorso anche per combattere lo stigma e il pregiudizio della malattia mentale da parte delle persone. Ecco. Siamo molto attivi, ovviamente questo è un periodo difficile per tutti, lo è anche per noi, però il fatto appunto di poter avere a parte Zoom, ma i vari gruppi WhatsApp, ogni facilitatore una volta alla settimana ha contatti col gruppo, e si cerca insomma di tenere insieme un po' le cose nel miglior modo possibile, ma in modo semplice. L'altra cosa che volevo dire, anch'io, essendo facilitatrice cioè sono solo presidente, ma sono facilitatrice di un gruppo, voglio parlare della mia esperienza personale rispetto all'associazione. Per me è stato come un'attrazione verso un mondo di cui io avevo bisogno. È un mondo dove le relazioni sono sincere, sono vere, dove ho la possibilità di raccontarmi senza essere giudicata. Ho la possibilità di sentire che sono voluta bene, e tanto,
per come sono, non per come gli altri vorrebbero che fossi. Ed è quello il bisogno che probabilmente mi ha attratto e per cui sto da 20 anni, insomma, all'interno di Ritrovarsi, e ne sono felice. Ecco. Passo la mia parola a Rosita, vicepresidente di Ritrovarsi. Benvenuta. Ciao, mi chiamo Rosita Graziani. Sono stata accolta dall'Associazione Ama Ritrovarsi di Thiene nel 2008 dopo un TSO in psichiatria. Stavo davvero male, ma frequentando i gruppi Ama ho fatto un percorso positivo. Non era un problema, era una risorsa, mi veniva ripetuto. E questo mi ha portato a iniziare a fare testimonianze anche nelle scuole. Sono diventata facilitatrice di un gruppo quando ancora non mi sentivo tale. Tutto intorno a me è cambiato. Bisogna solo darsi il permesso di farlo. Buttati. Sarà impegnativo? Sì. Ti creerà disagio? Sì. Ma a lungo termine la tua vita si trasformerà. Per me è stato così. Ho avuto anche l'opportunità di assistere ad alcune giornate delle parole ritrovate nazionali, di visitare il CSM di Trento, il reparto, di conoscere alcuni UFE. Ho realizzato che c'era qualcosa di felice, qualcosa che funziona. Ho sentito il profumo delle essenze di libertà, fiducia, speranza, fare assieme. Grazie per l'attenzione. Ora passo la parola al mio amico Luca. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie. Io sono Luca, sono un utente del centro diurno di Thiene e dall'anno scorso, l'estate scorsa, sono utente presso Ama Ritrovarsi di Thiene e con il compito anche di addetto all'accoglienza di nuovi arrivi. Questo compito è stato una gentile proposta che mi ha dato sia valore che mi ha fatto sentire una risorsa, come diceva Rosita, e non solo ovviamente per questo, ma anche per l'accoglienza che ho avuto io altrettanto all'interno dei vari gruppi del mutuo aiuto Ritrovarsi di Thiene. Grazie. Grazie. Grazie mille. Anche della vostra sintesi, veramente, così abbiamo più spazio anche per fare partecipare anche il pubblico, perché sicuramente ci saranno un sacco di domande. Bene, adesso passo la parola al gruppo Ama Arcobaleno. Buongiorno a tutti, io sono Sabrina Compagna, sono una psichiatra di Campo San Piero e rappresento un po' il servizio di dell'Alta Padovana e la collaborazione che abbiamo. Il gruppo Ama è il frutto di questa collaborazione da anni con l'Associazione Utenti Il Sole di Notte e anche con il Consorzio Arcobaleno. Quindi il gruppo Ama è una collaborazione tra questi tre gruppi, è il frutto di una collaborazione che è iniziata prima con uno sportello, con un numero di telefono aperto per gli utenti che volevano avere informazioni e tante altre cose, tante iniziative. Nel 2018 abbiamo avviato insieme questo gruppo Ama di automutuo aiuto, dove ci alterniamo come facilitatori indipendentemente. A volte all'inizio sono stata io, a volte è stato qualche utente, a volte è stata la dottoressa Silvia Grande che è qui dietro di me, che poi parlerà sempre del consorzio. Il gruppo continua, è un gruppo abbastanza coeso, si è interrotto nel periodo Covid e sta per riprendere adesso, ma perché c'erano delle limitazioni proprio il trovarsi e non siamo riusciti noi a farlo andare avanti con Zoom, perché non tutti gli utenti erano in grado di collegarsi, e anche alcuni non hanno proprio voluto, nel senso che hanno proprio espresso, però questa è stata una vicenda. Stiamo per ripartire.
e stavamo a ripartire per un altro gruppo che stava partendo proprio nel momento, insomma, nel momento in cui tutto questo è successo. Adesso io mi declino perché tante altre cose sono state dette, nel senso che volevo solo rappresentare e salutare tutti. Adesso i due che sono i facilitatori e sono gli storici sia come rappresentanti dell'associazione utenti qui da noi, che come facilitatori all'interno del gruppo vi porteranno delle esperienze che abbiamo raccolto. Volevamo portare così anche le persone che non ci sono, che non sono potute, che sono collegate, partecipanti del gruppo di automutuo aiuto sono collegati da casa e quindi ci ascolteranno e vi porteranno delle frasi che abbiamo tirato fuori insomma, da vari gruppi, da vari incontri. Per cui Pier Orlando e Antonio, io adesso mi sposto e lascio la parola a loro. Buongiorno, sono un socio Sole di Notte. Vorrei leggere un resoconto di commenti fatti nelle riunioni a Campo San Piero inizio a leggere. È importante non rimanere isolati, ma cercare di uscire il più possibile. Ho fatto un'esperienza di volontariato in parrocchia vicino a casa e vorrei ripeterla. Anche io ho dato una mano durante la sera con la Proloco. Le esperienze di volontariato servono per tenere vivi alcuni luoghi e quando una persona ne fa parte capisce quanto lavoro ci stia dietro. Parliamo dello stigma, di quanto diamo per scontato la vergogna verso gli altri, che possono avere direttamente o indirettamente problemi simili. Confidare della nostra malattia è una scelta che ognuno fa in base alla confidenza con una persona, oppure al momento in cui ci si sente di poterne parlare. Potrebbe essere l'occasione per riallacciare i rapporti con un amico. In connessione con ciò, il discorso si estende alle dichiarazioni del ministro Salvini contro la legge 180 e a favore delle istituzioni manicomiali, cavalcando il pregiudizio verso il paziente psichiatrico come soggetto pericoloso. I politici a volte, quando parlano di riaprire i manicomi, cavalcano l'ignoranza. La stessa questione accade con i migranti. La diversità può essere considerata come risorsa e non come differenza. È anche vero che è facile essere portatori di stigma quando restiamo in panni della maggioranza, mentre solo quando coincidiamo con la minoranza ci accorgiamo di essere vittime di stigma. C'è il problema del lavoro. Le aziende danno più importanza alla produttività che al lavoratore, escludendo dalle assunzioni i portatori di disturbo mentale idonei al lavoro e preferendo pagare sanzioni violando la normativa. È importante, si ribadisce, non accusare in questi casi lo straniero grande lavoratore sottopagato, che viene preferito all'italiano poiché la responsabilità delle politiche lavorative è dell'azienda stessa. Il pregiudizio è anche nei confronti di chi assume psicofarmaci, mentre avviene una normalizzazione nei confronti di chi, per esempio, assume sostanze stupefacenti. Il discorso si sposta con curiosità verso il tema della cannabis legale, a basso contenuto di THC. È necessario fare cultura per combattere lo stigma. L'associazionismo è un modo per fare cultura contro il pregiudizio. Quando sono uscito dalla comunità, bello ma difficile. È importante farsi aiutare nel passaggio, uscendo dalla comunità ma tenendo dei rapporti di supporto dove fa occasionalmente volontariato come cuoco. Anche io quando sono uscito dalla comunità ho iniziato a prendermi cura della casa con mia madre e di lei. L'uscita dalla comunità fa paura, ma che poi funziona e dà soddisfazione per l'autonomia raggiunta. Ama è diverso dal gruppo verbale, ma è qualcosa di autonomo. Abbiamo parlato molte volte di poter parlare di disturbi e di farmaci. È importante perché ognuno porta delle novità per gli utenti e ci scambiamo idee perché le abbiamo vissute. C'è questa forza positiva in noi che ci fa bene anche se prendiamo medicine. Per esempio io non ho tanta malattia, ma con i farmaci si riesce a vivere bene la giornata.
È importantissimo per noi dare un contributo se succede. Nel gruppo AMA si dà agli altri e si riceve. È importantissimo perché siamo fuori dai reparti, dal CSM, siamo noi che ci aiutiamo a vicenda e stiamo bene così. Se la giornata è buona possiamo dire cosa è successo e gli altri hanno cose da dire su cosa gli è successo. Quando vengo fuori dal gruppo AMA capisco che la tal persona mi ha riempito sempre di qualcosa e io, se posso, do. Mi piace per tante cose, però bisogna mettere sempre qualcosa di proprio. Così si dà, ma anche si riceve. È un modo di liberarsi di preconcetti di cui si discute a bocca aperta e vengono fuori cose che magari in un gruppo verbale non vengono. C'è più tendenza ad interagire gli uni con gli altri. Per me è importante perché prima delle malattie dei medici, dei familiari, c'è la persona. È importante conoscere la persona, come starebbe senza farmaci, come sta con una dialettica molto più spontanea. Per me è importante conoscere la persona. Ogni volta che vengo mi arricchisco di un pezzo di quella persona, non la giudico. Capisco la persona al di là della sua malattia e dei farmaci com'è. Ogni volta che vengo qui sono nato, a parole si cambia. Si sentono tante robe. Mi piace perché si parla un po' di tutto misto. È importante conoscere la persona che sia schietta, che parla pure della sua malattia, dei medici e di un suo arbitrio. L'importante è che la persona sia se stessa, perché quando è se stessa è in grado di chiedere aiuto. Finito il resoconto da leggere. Segni un attimo, chiude. Devo dire una cosa io, ma... Certo, dillo. Ecco, perché io volevo dire una cosa. Allora, Queste sono alcune frasi che abbiamo detto, che sono state dette nel gruppo AMA. Bisogna dire, secondo me, come utente e anche come componente dell'associazione Il Sole di Notte, che il gruppo AMA c'è una differenza tra il gruppo verbale e il gruppo AMA, che il gruppo AMA non può avere più successo di così perché ci si confronta gli uni con gli altri. Poi devo dire che per me incontrare l'associazione anche Il Sole di Notte è stato un modo per vincere lo stigma, diciamo, no? E anche con il gruppo Mutuo Aiuto. E niente, io volevo dire questa cosa, che per quanto riguarda noi, secondo me, bisogna che teniamo conto di una cosa. Quando c'è lo stigma, o vedi che le persone ti guardano male, c'è anche un altro fattore, oltre che aggregarsi tra di noi e farci una forza di gruppo, diciamo, una forza di gruppo. C'è il fatto che noi probabilmente siamo un po' lenti, cioè diciamo che ci sono due velocità, una va a 10 e una va a 20. Noi siamo quella da 10, quando vogliamo passare a quella da 20 ci fa un po' paura, quindi ti tiriamo indietro, cioè non è che andiamo verso i fatti o istintivamente o violentemente per farci capire. Noi restiamo calmi e ci pensiamo un attimo. Naturalmente pensarci un attimo con questo mondo di democrazia che corre spesso, va avanti a passi veloci, per noi che abbiamo quel piccolo pensierino che ci fa pensare se la cosa potrebbe piacerci o no, in qualsiasi cosa potesse capitare, per me questa è un'evidenza di come siamo noi persone in mezzo agli altri. Ecco, questo qui volevo dire, noi pazienti come persone in mezzo agli altri. Gli altri vanno a 20, noi andiamo a 10 e cerchiamo di riprendere se ci convince la cosa. Comunque non andiamo istintivamente a velocità maggiore, ma ci tratteniamo e ci pensiamo un attimo come qualsiasi persona ragionevole. Che dopo uno dice, che stai sempre là a pensare tanto, e mi viene di dire, ma ti non pensi mai niente, te parli come un muso, diciamo, e dopo te vai a sbattere in macchina per farsi capire perché te corri massa forte. Questo è il discorso che volevo far capire il concetto. Lascio la parola volevo dire, non dimentichiamoci di Gesù, dei suoi insegnamenti, perché chi segue Gesù è beato, c'è scritto sul Vangelo queste cose.
E un insegnamento molto importante, secondo me, di Gesù è quello di amare il prossimo tuo come se stessi. Ecco. Grazie. Lasciamo il corso No, ma io chiudo solamente, intanto volevo ringraziare Antonio e Pier Orlando perché come vedete danno un grossissimo contributo e l'hanno dato anche al gruppo di Automutuo Aiuto. E oggi sono anche come rappresentanti di tutto il gruppo. Il gruppo si teneva, però al passato perché l'abbiamo un po' sospeso con la pandemia, si teneva in sede del consorzio appunto con dei facilitatori e adesso l'idea è di riprendere il gruppo e abbiamo parlato un po' con alcuni rappresentanti dell'associazione che vogliono farlo in presenza, per cui si riprenderà in presenza e l'idea è anche di sviluppare un altro gruppo per magari persone che hanno esigenze diverse, esigenze lavorative e quindi questo permetterebbe anche di avere una maggiore partecipazione. Ecco. Noi abbiamo concluso, vi ringraziamo. Grazie a voi. Grazie mille del vostro contributo. E io passo adesso la parola a un argomento che è la residenzialità leggera. Parleranno, diciamo per capirci, sia due realtà che sono organizzate fra cooperative, utenti, familiari, per schematizzare. Parleranno sia il gruppo che afferisce, diciamo, alla cooperativa Nuova Idea, sia il gruppo che afferisce al gruppo Polis. Abbiamo anche dei video da mostrare, quindi preallerto il nostro tecnico, il nostro Matteo Albertinelli, che a breve ci saranno da mandare i 2 video. Grazie mille. Do la parola allora a Letizia Costa, che si presenta da sola. Grazie, buongiorno a tutti e ben trovati. Io sono Letizia Costa e sono un'educatrice che lavora per la cooperativa Nuova Idea di Abano Terme e quindi per il privato sociale. È una cooperativa che da molti anni insomma sta seguendo molti servizi afferenti alla salute mentale. Ecco, oggi noi come esperienza padovana di fare assieme, insieme al gruppo Polis, insieme ad Elena Bertorelle, volevamo portare proprio l'esperienza dei gruppi appartamento autonomi, che è una realtà che è molto diffusa qui nel nostro territorio e che ha anche una lunghissima storia. I progetti, allora, abbiamo pensato in realtà che fosse bello e importante che a parlare di questi progetti e di parlare di queste esperienze fossero proprio le persone che fanno esperienza di questa esperienza. E per questo abbiamo preparato 2 videotestimonianze dove appunto le persone che sono protagoniste di questi progetti possono raccontare che cos'è un appartamento autonomo, che cosa come funziona e quali sono anche le aspettative e gli sviluppi futuri. Ecco, quindi insomma mi dilungherò molto poco perché vorrei proprio dare spazio alla voce dei protagonisti. Ci tengo a dire comunque che ogni gruppo appartamento autonomo è un'esperienza a sé unica, perché chiaramente ogni gruppo, ogni appartamento ha un proprio vissuto, una propria storia, una propria identità e una propria specificità, fatta appunto di vissuti condivisi, di quotidianità, perciò ogni gruppo si dà una propria organizzazione, una propria strutturazione e mette proprio in campo le Letizia, ti abbiamo persa purtroppo. Purtroppo abbiamo perso Letizia, la connessione evidentemente fa un po' di... Allora, propongo, Elena, cosa dici? Sì, Facciamo andare i video? Possiamo mandare i 2 video, poi vediamo se Letizia riesce a ritornare, se no concludo io, insomma, sì. Facciamo vedere i 2 video, che era proprio questo che Letizia voleva anticipare, perché raccontano appunto l'esperienza in vivo, così riusciamo a dare testimonianza di questo. Questo è il bello della diretta, diciamo. A fra poco.
Buongiorno a tutti, sono Isacco e lavoro come educatore presso la cooperativa Il Portico. Insieme ai miei colleghi che fanno parte dell'equipe di lavoro ci occupiamo di supportare la conduzione e la gestione del quotidiano della vita di donne e uomini che dopo un lungo percorso in riabilitazione e in recovery hanno scelto di abitare nei gruppi appartamento a bassa protezione. Noi li chiamiamo anche appartamenti autonomi. Sono dei semplici alloggi situati a Padova, abitati da 3 inquiline e inquilini che condividono la loro vita. Queste persone, come accennavo prima, hanno scelto di intraprendere tempo fa un percorso terapeutico e riabilitativo su invio del servizio di psichiatria. Altri invece entrano nell'appartamento autonomo attraverso i canali privati della cooperativa stessa. Molti di loro, a causa dell'insorgenza della patologia, hanno perso alcune competenze di base, ovvero saperi fondamentali utilizzabili nel contesto della vita quotidiana e lavorativa. Il percorso riabilitativo che hanno scelto di affrontare consiste proprio nel riprendere in mano la loro vita, sia da un punto di vista della gestione dei sintomi e della compliance farmacologica, che nel destreggiarsi tra le numerose ed impegnative mansioni, quindi come il cucinare, il fare le pulizie di casa, organizzarsi nella programmazione delle varie visite mediche specialistiche, prendersi cura di se stessi. Ma non solo, perché il punto di forza è il gruppo stesso. Vivere insieme non è semplice, ma è anche la soluzione per affrontare molti momenti difficili che possono causare stress e a volte anche la riacutizzazione di alcuni sintomi. Gli utenti, attraverso il gruppo condotto dall'educatore, cercano di supportarsi a vicenda, ascoltandosi e condividendo le proprie esperienze. Il compito dell'educatore in questi gruppi, distribuiti in 4 ore a settimana, è anche quello di monitorare la qualità di vita dei coinquilini, supportarli quindi nei momenti di crisi, nel mantenere le attività lavorative o comunque di scandire un certo ritmo settimanale che permette di orientare. I frutti di questo percorso riabilitativo emergono proprio quando il gruppo riesce a reagire e a trovare nella convivenza un equilibrio personale e sociale. Riusciamo a vedere? Ecco. Allora, noi abbiamo voluto come portico, quindi Sì, della realtà... magari, scusami Elena, facciamo vedere anche l'altro video, cosa dici? Come vuoi, se vogliamo vederli insieme poi io concludo, volevo capire se c'era Letizia nel frattempo, va bene. Adesso nel frattempo poi la recuperiamo, ma magari facciamo vedere anche l'altro video e poi così... Va bene. Concludi, benissimo. Per sicurezza l'altro video è quello di Nuove Idee. Nuova Idea, esattamente. Grazie a Matteo che è il nostro regista. Buongiorno, permesso. Avanti, avanti. Ciao, mi chiamo Paolo e questa è casa mia. Vivo in un appartamento da 7 anni con altre 2 persone. Una di loro l'ho conosciuta durante la mia permanenza in un gruppo appartamento protetto. Siamo diventati amici. Ci siamo trovati bene nella convivenza e così abbiamo deciso di continuare ad abitare insieme anche in un appartamento autonomo. Qui, come notate, questi libri io non ho mai letto. Ci piace vivere qui a Montegrotto. La casa si trova in una zona residenziale, molto tranquilla ma ben servita di tutto. Ci sono tutti i negozi che ci servono, dal supermercato alla farmacia.
al parrucchiere, al barbiere, al tabacchino, anche la piscina comunale molto vicina, e prima del Covid il mio compagno di appartamento andava spesso a nuotare. Le spese dell'appartamento sono a carico di noi inquilini, quindi ogni mese paghiamo e ci dividiamo l'affitto, le bollette, il supporto educativo e domestico e la spesa alimentare comune. Poi ciascuno di noi si mantiene i propri vizi. Da quando vivo in un appartamento autonomo ho acquistato maggiore fiducia in me stesso, perché mi sono sentito responsabilizzato rispetto alla mia vita. Gestire una casa comporta delle responsabilità. Ognuno di noi in casa fa la sua parte. Io lavo spesso i piatti, mi occupo delle immondizie e spazzo il vialetto esterno. Poi nel mio tempo libero mi piace andare in biblioteca perché vado a noleggiare film, ma soprattutto libri. Se fossi andato a vivere da solo, mi sarei lasciato andare. In questo appartamento ci sto bene. Ho trovato una situazione familiare, qui ci si aiuta, non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista affettivo. Qui c'è un affetto sincero, non camuffato. Mi sento compreso dalle persone che vivono con me, anche quando può capitare che litighiamo veramente. Convivere con qualcuno ha tanti vantaggi. Si evita la solitudine, si suddividono le responsabilità, insomma ci si fa compagnia e c'è la comodità di fare le cose insieme. Il mio compagno di appartamento ha l'automobile e la mette a disposizione per andare a fare la spesa e anche per le altre commissioni, ed è anche molto bravo a cucinare. La mia compagna di appartamento invece ha la passione per i fiori e ci tiene molto alla cura della casa. Può capitare che litighiamo, il più delle volte discutiamo per motivi legati all'organizzazione e gestione della casa, alle regole, ma cerchiamo sempre di risolvere da soli le nostre questioni, trovando delle soluzioni e dei compromessi. Gli operatori sono presenti 2 o 3 volte la settimana, per poche ore. Ci supportano nell'utilizzo di servizi presenti nel territorio, ci danno una mano nella compilazione di documenti o a gestire pratiche burocratiche, ci stimolano a realizzare esperienze di tempo libero e ci aiutano anche a fare le pulizie, perché sono da stimolo in quei giorni in cui le cose ci sembrano più pesanti e difficili. Se poi c'è un litigio più difficile da gestire, chiediamo aiuto all'operatore. Ci sono anche i fratelli della mia compagna di appartamento che ci danno una mano se abbiamo bisogno. Ci vengono a trovare 2 o 3 volte la settimana per salutarci e fare 2 chiacchiere e si mettono a disposizione di tutto il gruppo, ad esempio facendo dei piccoli lavoretti in casa di manutenzione o coccolandoci con deliziosi manicaretti fatti in casa. Anche con i vicini di casa andiamo d'accordo, sono delle brave persone, ci rivolgiamo anche a loro se abbiamo bisogno di qualcosa e cerchiamo sempre di ricambiare il favore con dei regali che possono far piacere. Paolo, che progetti hai per il tuo futuro? Per il mio futuro è come una vecchia canzone di Enrico Geli di 10 anni fa, il futuro è un'ipotesi. Grazie Paolo, buona giornata.
Ciao ciao. Prego Elena. Bene. Dopo, successivamente, se riuscirà a ricollegarsi Letizia, le diamo la parola successivamente, insomma. Va bene, Intanto... va bene. No, sono state proprio due testimonianze, sì, che hanno saputo dare appieno il senso di queste forme di abitare. Sono piccole abitazioni, appartamenti, case, dove vivono appunto persone che hanno alle spalle un percorso più o meno lungo nell'ambito dei servizi. Trovarsi a vivere invece in una situazione dove di fatto si è in una situazione normale assieme ad altri inquilini, assieme in un contesto residenziale, in una situazione dove di fatto ognuno di loro segue un percorso, è legato a, va dal proprio referente, ha un impegno nell'assumere la terapia, ha un impegno lavorativo o anche semplici attività di volontariato o si occupa della casa, cerca di instaurare rapporti con i vicini di casa, rapporti di tenere le relazioni con la famiglia. Sono tante le componenti che entrano in gioco in queste realtà. Come si è visto anche dal primo video, il ruolo dell'operatore un po' è colui che crea un collante in questa situazione, colui che tiene insieme e che con uno sguardo attento cerca di cogliere quelli che possono essere i segnali di difficoltà, cerca di dare supporto, e si capisce bene dalle parole di Paolo nel secondo video, dove sono gli elementi che possono essere, dove i nostri ragazzi possono aver bisogno del nostro aiuto, sia per sbrigare delle pratiche, ma anche per cercare di affinare delle relazioni, per cercare di mettere in luce certi aspetti, ma poi la componente principale in queste piccole abitazioni è quella di creare delle relazioni di automutuo aiuto, quindi imparare a supportarsi l'un l'altro, anche perché arrivano da esperienze molto simili e riescono veramente, il pari riesce veramente a fare la differenza in queste situazioni. Quindi ci sembrava utile in questo contesto e oggi quello di poter dar voce a quelle che sono esperienze di queste forme di abitare, dove di fatto le persone continuano a mantenere un legame con il servizio, ma un legame solo a livello ambulatoriale, poi la loro vita la condividono all'interno di questi contesti abitativi con un supporto lieve, possiamo dire molto lieve, perché 4 ore alla settimana sono veramente poche, sono quelle necessarie perché ci possa essere questa attenzione mirata, soprattutto nelle situazioni dove si può incagliare qualcosa. Poi buona parte, come dicevamo, lo fanno loro. Quindi sono realtà sempre più importanti che vanno a rendere protagoniste le persone, insomma, del loro abitare. Ci piace definirlo così. E l'ultima cosa, poi chiudo, il ruolo fondamentale è anche quello delle famiglie. Le famiglie sono l'altro puntello, sono famiglie per lo più genitori, ma in particolar modo anche fratelli, e Paolo lo testimonia bene anche nel suo video, perché in tante situazioni abbiamo visto che il fratello dà quel sostegno e permette di poter dare quell'aiuto familiare e mantenere un legame vicino, ma non troppo presente, perché poi la persona deve essere lui il protagonista della propria vita, insomma. Io credo di aver concluso anche il tempo, vero Ornella? Grazie molto Elena. Appena si potrà ricollegare Letizia, magari le diamo l'opportunità di finire la frase che stava dicendo. Ecco, purtroppo ha avuto un problema di connessione, ma intanto procediamo e poi vi ringraziamo comunque tantissimo anche dei video, che sono arrivati un sacco di messaggi di apprezzamento, ecco, dei video, e di tutta la mattinata in generale, anche attraverso le chat di Parole Ritrovate nazionali. Allora,
Allora, adesso passo la parola all'associazione Il Sole di Notte. Come tutti avete circa 12 minuti. Grazie mille, grazie mille. Grazie, grazie. Allora, io sono Giuseppe Pettinati e sono l'attuale presidente dell'associazione utenti Il Sole di Notte, che da qualche tempo è diventata anche una APS, cioè un'associazione di promozione sociale. Mi sono preso alcuni appunti e promemoria in modo da essere il più possibile sintetico e non dimenticare cose importanti. Dunque, l'associazione Il Sole di Notte è nata a Treviso nel gennaio 2013 sull'onda di un'esperienza che era stata promossa dall'allora ULS 9 di Treviso, che si chiamava questa esperienza Gruppi Rappresentanza Utenti. All'epoca appunto sono stato contattato da 2 operatrici che mi hanno parlato di questi gruppi e mi sono incuriosito, ho cominciato a frequentarli e ho conosciuto altri utenti. C'erano delle operatrici che ci supportavano durante questi incontri, tra cui appunto la qui presente dottoressa Bressaglia, e in quel periodo mi ricordo che sono state organizzate delle conferenze. Io ho partecipato a un paio di conferenze, una sui farmaci e una sul lavoro, molto interessante e molto partecipate. All'epoca ricordo che sono state fatte anche delle elezioni per appunto eleggere dei rappresentanti degli utenti. L'US 9 era divisa in 4 distretti: Treviso, Oderzo, Mogliano e Villorba. Ecco, poi appunto è nata l'idea di fare un'associazione degli utenti vera e propria, e grazie all'apporto della cooperativa inoltre abbiamo fatto tutte le pratiche burocratiche, atto costitutivo, statuto, eccetera, e appunto nel gennaio 2013 è nato Il Sole di Notte, costituito da 10 coraggiosi soci che si sono impegnati nella nascita dell'associazione. Io sono stato all'epoca il primo presidente, controvoglia devo dire, perché non era mia intenzione fare il presidente, ma alla fine è toccato a me, insomma. Poi nel tempo ci siamo alternati alla guida, io e un utente di Oderzo, Vittorino, che saluto, non so se è collegato in questo momento tra il pubblico. Abbiamo avuto negli anni il supporto dell'ATI Altamira, che ci dà un finanziamento ogni anno per poter fare le nostre attività, che adesso brevemente espongo. Innanzitutto l'associazione Utenti Il Sole di Notte si propone di battersi per i diritti degli utenti, e diritto naturalmente alla cura e anche altri diritti come il diritto al lavoro, all'abitazione, eccetera. Fin da subito l'associazione ha potuto partecipare al consiglio di dipartimento lì a Treviso, e quindi quando si riuniva il consiglio, oltre ai rappresentanti delle varie categorie e dei familiari, c'eravamo anche noi a rappresentare gli utenti. Ecco. A proposito dell'associazione dei familiari, noi siamo in contatto anche con l'associazione familiari AISAM, con cui collaboriamo spesso. Ecco, volevo dire alcune attività che abbiamo fatto negli anni. Dunque, abbiamo fatto varie gite noleggiando delle corriere. Siamo stati, voglio citarlo, perché ha avuto molto successo, una gita a Milano, all'Expo di Milano,
Poi già prima della nascita dell'associazione l'US9 faceva dei viaggi con dei furgoni a Trento per partecipare alle Parole ritrovate a Trento. Poi a un certo punto l'US non ha più fatto questi viaggi e ce ne siamo occupati noi del Sole di Notte, organizzando delle corriere per Trento. E proprio in occasione di uno di questi viaggi a Trento abbiamo conosciuto un paio di ragazzi di Campo San Piero in provincia di Padova che poi si sono iscritti anche loro alla nostra associazione e hanno dato vita a un gruppo numeroso che è appunto nella zona di Campo San Piero. Poi tra le altre attività dell'associazione c'è un blog sulla piattaforma Libero che è facile da trovare, basta andare su Google e digitare Il Sole di Notte blog Libero e tra i primi risultati viene fuori il nostro blog dove vengono pubblicate delle notizie e dei video riguardanti appunto la salute mentale. Abbiamo contribuito economicamente all'esperienza sportiva delle Zebre Gialle, che è una squadra di rugby touch qui della zona nostra di Treviso, dove degli utenti fanno attività fisica, si allenano e fanno anche delle partite di questa forma di rugby un po' meno violenta del rugby normale, in modo da evitare che qualcuno si faccia male. È un'iniziativa che ci ha visti protagonisti e entusiasti. Un'altra iniziativa che abbiamo appoggiata varie volte è quella della montagna terapia, che abbiamo mandato per esempio 4 utenti in Sardegna, in un'esperienza di montagna terapia in Sardegna con uno psichiatra di Oderzo. Tra le altre uscite, oltre a visitare delle mostre, a visitare dei mercatini di Natale, siamo stati un paio di volte a Venezia, siamo andati un paio di volte a Modena in occasione del MAT di Modena, che sarebbe la settimana della salute mentale che si svolge nel mese di ottobre a Modena. Abbiamo organizzato 2 conferenze sullo stigma, una a Campo d'Arsego e una a Treviso. Ci siamo dovuti interfacciare col comune di Treviso per avere la sala l'Auditorium Stefanini, ecco, e è venuto a parlare dello stigma uno psichiatra di Verona, il dottor La Salvia. Poi abbiamo organizzato anche come per promuovere l'attività fisica degli utenti dei gruppi di camminatori che appunto ci trovavamo praticamente una volta alla settimana per andare a camminare insieme e fare un po' di attività fisica, visto che questa è un'esigenza che alcuni utenti hanno di poter diciamo limitare il grasso in eccesso e nel contempo farlo in compagnia. Per passare a tempi più recenti, prima che scoppiasse l'epidemia di coronavirus, stavamo cercando di organizzare qui a Treviso un corso per ESP, che vuol dire esperti in supporto tra pari, che è praticamente è qualcosa di molto simile agli UFE di Trento, e abbiamo contattato il responsabile degli ESP di Trento, l'abbiamo fatto venire a Treviso a fare una conferenza e poi siamo andati a Bologna per appunto conoscere l'esperienza degli ESP della zona di Bologna e abbiamo fatto venire qui a Treviso a fare una conferenza su questo argomento uno psichiatra e alcuni operatori e utenti di quella zona. Ecco, adesso il progetto del corso ESP chiaramente durante l'epidemia è stato messo in pausa e speriamo di riprenderlo appena possibile. Durante l'epidemia di coronavirus, naturalmente i nostri incontri periodici della nostra associazione in presenza non hanno potuto verificarsi, però non ci siamo fermati, abbiamo dei gruppi WhatsApp che vengono utilizzati dai nostri soci e negli ultimi mesi
abbiamo fatto anche delle video chat su Zoom, abbiamo imparato a usare Zoom e quindi ci incontriamo anche in quella maniera. Concludendo, abbiamo un progetto in corso, abbiamo raccolto dagli utenti delle poesie, delle riflessioni, dei disegni, dei quadri, insomma varie opere di espressione degli utenti, e abbiamo in progetto di pubblicare un libro con queste opere. Ultima cosa, un'anticipazione: a breve, oltre al gruppo di Treviso e al gruppo di Campo San Piero, sta per nascere un gruppo a Padova città. Ecco, io ho concluso e ringrazio per l'ascolto. Grazie mille, grazie veramente Giuseppe. E con il vostro gruppo abbiamo anche un intervento della dottoressa Bressaglia. Sì, Può sarò essere brevissima. super sintetica. Grazie. Sarò brevissima. Integro soltanto quello che il presidente dell'associazione ha detto in termini meravigliosi. No, ecco, integro anche perché in quel periodo il presidente ancora non c'era, non era costituita l'associazione. Diciamo che l'associazione nasce da che cosa? Da una come dire, esigenza sentita da più parti nell'ambito del tavolo che ho sempre coordinato di promozione della salute. È stato realizzato un sottogruppo di lavoro legato a che cosa? All'andare a costituire la rappresentanza degli utenti nell'ambito del Consiglio di Dipartimento. Il nostro Dipartimento, il Consiglio di Dipartimento lo ha sempre utilizzato non solo sul piano formale, ma sul piano sostanziale. Ci siamo sempre visti come Consiglio di Dipartimento almeno erano 4 volte all'anno, per cui ogni 3 mesi. E come sapete prevede la rappresentanza di tutti i soggetti interessati e mancavano sempre i diretti interessati, ossia gli utenti. Quindi siamo partiti, grosso modo era nel 2006, andare a costruire questa rappresentanza che voleva essere non una rappresentanza formale, ma una rappresentanza sostanziale. Quindi, allora da una parte c'è stato un lavoro di coinvolgimento degli operatori di CSM, guardate che è fondamentale, dobbiamo sostenere gli utenti e per quanto riguarda gli utenti abbiamo fatto direttamente riferimento a quegli utenti che già frequentavano i centri, noi li chiamavamo centri di promozione della salute, di centri nati da una formazione sulla costruzione delle reti sociali. Avevamo costruito questi, prima 2 centri, poi altri 4 e che avevano appunto, diciamo, l'obiettivo era quella dell'inclusione sociale, e i primi gruppi, che abbiamo fatto un gruppo prima centrale con gli utenti che già partecipavano a questi centri, e poi abbiamo fatto tutto un lavoro suddiviso per ogni CSM, quindi ogni CSM aveva il suo gruppo di lavoro e di formazione, perché andare a fare la rappresentanza voleva dire fare una formazione su che cosa? Innanzitutto chi è l'utenza. L'utenza può essere anche il cittadino, cioè l'utenza è quella diretta che utilizza oggi il servizio, però può essere anche quella indiretta al cittadino che oggi non ha bisogno, ma domani può averne bisogno, quindi è interessato a che i servizi funzionino. Che cos'è il Dipartimento? Come funziona? Quali sono i ruoli degli operatori? Qual è tutta l'organizzazione del Dipartimento? Perché o c'è una partecipazione che è reale, e perché sia reale gli utenti devono avere gli strumenti quindi abbiamo fatto proprio tutta una formazione su questi aspetti. E poi dall'altra parte su che cos'è la rappresentanza. La rappresentanza vuol dire ok, io ci sono, ma dietro di me ho tutti gli altri, e per cui il tipo di lavoro da fare con la rappresentanza. Quindi diciamo che ci abbiamo impiegato dal 2006 fino alle elezioni dei rappresentanti, sono stati fatti nel 2009, poi dal 2009 al 2013 è stato il tempo di costruzione dell'associazione. L'associazione in qualche modo semplificava anche la partecipazione al Consiglio di Dipartimento. Ecco, l'unica cosa per concludere che sì, mi sento di dire che l'entrata reale e concreta degli utenti nel Consiglio di Dipartimento ha cambiato completamente la dinamica del Consiglio stesso. Questo sostenuto da parte sia delle associazioni di familiari che da parte degli assessori e da parte del privato sociale,
Ecco, da dire che il privato sociale, sapendo che per noi questo era uno degli obiettivi fondamentali, ha messo come aspetto migliorativo nell'appalto che avevamo in corso il sostegno sul piano economico all'associazione, e per cui è previsto nell'ambito dell'appalto che il privato sociale sostiene l'associazione con 5.000 euro annui. Non è tantissimo, ma è abbastanza, nel senso che permette di fare tutta una serie di... Ecco, faccio ancora i complimenti al Presidente, sono stati bravissimi. Ecco, una criticità emersa ovviamente è la questione della cosiddetta partecipazione. Avevano prodotto un logo con su scritto a volte sto bene, a volte sto male, ma ci sono anch'io, che rappresentava il fatto che non sempre tutte le persone riescono a garantire una costanza nella partecipazione. Quindi anche qua abbiamo lavorato sul fatto, sì, l'importanza del soggetto, della persona, ma quello che è ancora più importante è il gruppo, che in quanto gruppo è in grado di portare avanti l'eredità di diversi soggetti e portare avanti il lavoro. Dottoressa Grazie Bersani, la ancora ringrazio Giuseppe. tantissimo, tantissimo, anche Giuseppe. Noi abbiamo un calendario serrato, quindi do la parola adesso al gruppo Oltre. Non ti sentiamo. Non ti sentiamo, Emanuele. Prova adesso? No, non ti sentiamo. Andiamo meglio. Adesso ti sentiamo, perfetto. Perfetto. Ora? Il bello della diretta. Il bello della diretta. Prego. So. Va? Va? Il microfono Va benissimo adesso, ti sentiamo perfettamente. Perfetto, allora grazie, scusate. Sono Emanuele, un educatore professionale del CERT di Dolo in provincia di Venezia. Il CERT, quindi non siamo della salute mentale, ma insomma neanche proprio del tutto no, per cui abbiamo conosciuto, incontrato anche noi le parole ritrovate, siamo stati accolti in questa grande famiglia e siamo contenti di farne parte. Cosa ci accomuna? Ci accomuna la necessità e il desiderio di portare avanti anche nella nostra realtà la recovery come modalità, quindi il protagonismo dei diretti interessati, quello che adesso vi sarà presentato appunto dai diretti interessati e il gruppo Oltre. Sento che c'è un altro microfono aperto, per cui non so se disturba. E dicevo che appunto adesso sarà presentata da loro l'esperienza e la cosa che a noi interessa portare avanti è proprio una relazione fra colleghi, perché se è vero che esiste, come dire, esistono gli esperti per professione, ci sono gli esperti per esperienza e a me piace lavorare con questi colleghi e non più con, come dire, con un livello diverso. Siamo collaboratori. Quindi adesso passo la parola al primo dei componenti del gruppo. Vi avviso che la prima persona che parla preferisce non essere vista in video, per cui oscuro io il nostro video, continua la registrazione perché la sentirete parlare e poi riapriamo il video col successivo intervento. Ottimo, grazie. Ciao a tutti, sono Alessandra. Allora, la nostra esperienza parte dalla partecipazione a un laboratorio educativo del CERT che si chiama Salotto, nel quale gli educatori da subito ci hanno spinto a co-gestire l'esperienza attraverso la proposizione di attività e aspetti organizzativi formulati da noi. All'inizio questa prospettiva ci aveva spiazzato molto, ma nel tempo questo modo ci ha portato a sentirci sempre più protagonisti e a constatare che la nostra opinione aveva un peso. Grazie a questa esperienza siamo stati spinti a conoscere realtà simili maturate nell'ambito della salute mentale, che venivano identificate con l'espressione recovery.
Abbiamo approfondito il significato di questo termine e abbiamo compreso che aveva a che fare con la possibilità di essere più protagonisti nel nostro percorso di cura. Che il nostro punto di vista rispetto a ciò che andava meglio e peggio per noi aveva più importanza di quanto normalmente ritenevamo noi e ritenessero gli operatori. Così, sulla spinta di questa nuova consapevolezza, ci siamo lanciati in un'esperienza di autogestione, delle uscite durante il weekend senza la presenza di operatori. Questo è stato un evento assolutamente nuovo nelle dipendenze, nelle quali fino ad oggi la frequentazione di soli utenti fuori dal servizio è sempre stata altamente sconsigliata, mentre questo è uno dei punti di forza dell'approccio orientato alla recovery. Forti di questa esperienza, 5 di noi hanno iniziato a pensare di poter dar vita a un gruppo che avesse l'obiettivo di tutelare i diritti delle persone con problemi di dipendenza e di affermare la recovery e l'approccio biopsicosociale all'interno del SERT. Abbiamo scelto di chiamarci Gruppo Oltre e a significare l'importanza di andare oltre gli schemi e in particolare oltre una visione delle dipendenze troppo sbilanciata sugli aspetti medico-farmacologici per dare più spazio di protagonismo agli esperti per esperienza. Il primo passo è stato quello di andare a conoscere esperienze di altre persone che avevano già dato vita a gruppi simili. Dato che nelle dipendenze non abbiamo incontrato realtà simili, ci siamo rivolti alle esperienze presenti nella salute mentale. Abbiamo conosciuto la rete Utenti Lombardia a Brescia, le parole ritrovate durante il convegno di Trento del 2019, Scacco Matto di Ferrara e l'associazione Self Help di Verona. Con ognuna di queste realtà, oltre ad aver instaurato un ottimo rapporto di amicizia e collaborazione, abbiamo ricevuto aiuto, consigli e incoraggiamento che ci sono serviti per impostare il nostro percorso. Ciao a tutti, sono Claudio. Buongiorno Claudio. Buongiorno. A questo punto abbiamo realizzato un manifesto che contiene praticamente i nostri obiettivi di lavoro che ci siamo dati. Questo manifesto potete trovarlo sul nostro sito. Poi abbiamo chiesto a un'associazione di genitori che opera dentro il nostro SERT, che si chiama Civiltà e Solidarietà, di poterci accogliere come una realtà propria dell'associazione e poterci dare una veste formale grazie alla quale poter parlare pubblicamente, poterci presentare, scusami, pubblicamente. Il passo successivo è stato quello di andare dal direttore delle dipendenze del nostro USL, che ha accolto il nostro gruppo molto favorevolmente, sottolineando che è orientamento del Dipartimento stesso e sviluppare pratiche della recovery. Poi assieme ci siamo concordati per poterci presentare i vari servizi dei dipartimenti della nostra provincia, che sono Chioggia, Venezia, Mestre, Dolo, Milano. E qui abbiamo toccato con mano quanto sia difficile togliersi l'abito di dosso di utente per mettere quello da collega, per parlare con medici, infermieri e dottori, in una maniera completamente diversa e nuova a cui siamo abituati. Non è stato facile sinceramente, però dai, ci stiamo prendendo sempre più gusto. Altro, diciamo, scusami, mi sono perso. Non c'è problema, succede, ma dopo abbiamo anche un po' di spazio con il pubblico, quindi se per caso vi siete dimenticati potete integrare. Altri momenti di protagonismo in pubblico che abbiamo avuto e che non ci hanno creato, diciamo, non pochi problemi e poche ansie, come in questo momento, in questo intervento che stiamo facendo con voi. Neanche voi non siete esenti dalle nostre ansie, però per essere protagonisti bisogna misurarsi anche con questo.
Quindi inizia con il video. Sì. Abbiamo fatto un intervento a Rebica nel 2019, dove a un convegno degli educatori del CERT del Veneto abbiamo avuto modo di presentarci e di farci conoscere. Poi presi dall'impeto di Anna Gatti, che abbiamo conosciuto a Bologna con le parole ritrovate, e ci siamo ritrovati a partecipare a un programma radiofonico in cui ci siamo raccontati. Un'altra bellissima esperienza da noi fatta è stata quella di conoscere lo scrittore Daniele Mencarelli, che è stato premio Strega Giovani 2020, cioè l'anno scorso, che abbiamo avuto modo di leggere un suo libro autobiografico che ci ha molto colpito per come riportava fedelmente un'esperienza di dipendenza che ognuno di noi ci siamo ritrovati. E Daniele l'abbiamo conosciuto in coincidenze un po' fortunose. Siamo stati fortunati a conoscere Daniele perché con Daniele abbiamo instaurato subito una bellissima amicizia duratura. Daniele oltretutto ci ha fatto un bellissimo regalo, io lo chiamo regalo ma non è così, ha scritto un articolo sull'Osservatore Romano della nostra esperienza del nostro gruppo, veramente molto molto bello, che ci ha fatto molto molto piacere. Grazie. Basta. Grazie mille Claudio. Ah sì, scusa. Grazie mille. Grazie a te. Ciao a tutti, io sono Guido. Buongiorno. Buongiorno Guido. Allora, io volevo un attimo dire le esperienze fatte da quando ci siamo costituiti gruppo Oltre, cioè quelle che magari ci sembrano più significative. Sono state nell'ordine la partecipazione a un tavolo di lavoro denominato Gruppo Prassi, di cui fanno parte operatori del CERT e delle comunità terapeutiche della provincia di Venezia, nel quale abbiamo coprogettato l'organizzazione di una giornata di dialogo e di festa che da 5 anni viene organizzata nella nostra realtà, ma questa volta con spazi autogestiti in cui noi abbiamo potuto cimentarci. Qui è stato interessante il percorso che ci ha portato gradualmente a sederci allo stesso tavolo con gli operatori, essendo questa una situazione, una novità e non sempre così semplice da affrontare per entrambi. La seconda esperienza è stata quella di aver collaborato nella realizzazione di un'attività finalizzata a prevenire le overdosi di eroina. In primo luogo abbiamo partecipato ad un momento formativo condotto dai colleghi della riduzione del danno del Comune di Venezia e poi insieme agli operatori del nostro CERT ci siamo accordati per organizzare un punto informativo dove abbiamo distribuito sia materiale sia naloxone alle persone che venivano a prendere la terapia lì. Questo momento cogestito è stato il primo di questo genere all'interno del nostro servizio e quindi per noi un primo punto di soddisfazione e di conferma che siamo sulla strada giusta. Inoltre i colleghi operatori hanno anche riconosciuto che la nostra presenza ha permesso un dialogo più sciolto con gli altri ragazzi e diverso da quello a cui sono abituati gli utenti che abbiamo incontrato. Un'altra bella novità è che siamo titolari di un progetto che è stato accettato e finanziato fra quelli dell'ultimo piano triennale per le dipendenze, in cui proponiamo l'esperienza delle uscite senza operatori agli utenti degli altri CERT del Dipartimento. Un'ultima in ordine di tempo è l'esperienza che abbiamo avviato a seguito della constatazione che molti degli utenti che vengono a servizio sono in difficoltà per quel che riguarda l'espletare pratiche come la richiesta dell'ISE o l'ottenimento dello SPID e anche nell'uso del cellulare come se fosse un piccolo computer. Allora, in accordo con gli educatori e gli assistenti sociali del nostro servizio, siamo preparati, abbiamo dato vita a un punto di riferimento gestito da noi, al quale può rivolgersi chiunque vuole ricevere un aiuto per impratichirsi su questi temi. L'esperienza è partita da poco ed è già stata motivo di interessamento da parte degli assistenti sociali di un comune a noi vicino, con le quali stiamo verificando una possibile collaborazione.
Questo ci fa particolarmente piacere perché ci dimostra che essendo protagonisti si aprono nuove strade che possono aiutarci sempre di più nella riduzione dello stigma, grazie alla possibilità di offrire una nuova visione delle persone con problemi di dipendenza, in quanto fanno cose diverse da quelle con cui vengono solitamente descritte sui media. La differenza fra il non esserci e l'esserci è che abbiamo potuto proporci in un modo diverso dal solito e dare inizio a nuove situazioni in cui siamo protagonisti e noi vogliamo continuare ad esserci. Adesso vi farò vedere questo, che sono, si vede? Sono praticamente gli indirizzi del nostro sito, quindi sitesgoogle.com/view/report se volete contattarci, oppure la mail ppdveneto@gmail.com e il cellulare 351 52 88 778. Vi salutano anche. Volevo portarvi i saluti anche di Piero e di Antonio, che sono gli altri due componenti del gruppo Oltre, che adesso non hanno parlato ma sono qui con noi. Grazie veramente tantissimo. Se volete potete tenere un altro po' il cartello sul video e se qualcuno non ha fatto in tempo procediamo, mentre procediamo può prendere nota. Alzatelo leggermente, così è. Tenetelo fermo così che chi non ha potuto prendere nota può farlo per qualche minuto, insomma, fin quando non vi si... Veramente, le mani non... veramente grazie mille del vostro intervento, importantissimo. Ora passiamo, abbiamo ancora qualche intervento, poi avremo anche qualche domanda da parte del pubblico. Passiamo all'intervento del Pantarei. Do la parola a Elena Brigo. Buongiorno a tutti, grazie mille dell'invito. Mi presento, io sono Elena Brigo, presidente della cooperativa sociale Pantarei di Verona, una cooperativa sociale che da 20 anni ormai si occupa di inserimento lavorativo di persone che provengono dall'ambito della salute mentale. Quindi il nostro focus, la nostra missione è quella di restituire senso, dignità e una riconnessione al tessuto sociale utilizzando lo strumento del lavoro. Siamo in 50 soci, 40 sono persone che provengono da vissuti e fragilità e sofferenze legate all'ambito della salute mentale e che attraverso il lavoro in qualche modo recuperano una serie di non solo competenze ma anche di remunerazione, ma soprattutto, questa è la cosa di cui siamo convinti, un posto nella nostra società. Abbiamo molte attività, tra cui probabilmente una la vedete alle mie spalle perché stiamo allestendo l'apertura del nostro nuovo bar che dal 1° maggio si aprirà in una bella location in un parco della nostra città e gestiamo ad oggi un ristorante, un albergo, abbiamo un servizio di lavanderia, abbiamo dei servizi di pulizie e in tutte queste attività i soci riescono a ricollocarsi nel mondo del lavoro e questo diciamo è l'aspetto probabilmente più importante della nostra realtà. Ovviamente il lavoro è uno strumento, non è solo un fine, è uno strumento anche per poter comunicare a quelli che sono i nostri clienti, al nostro pubblico, l'importanza di superare lo stigma, di superare le paure che spesso circondano le persone con sofferenza psichica. Questo contatto molto stretto con i nostri clienti ci consente non solo di sostenere i posti di lavoro dei nostri soci, ma di trasmettere i valori che stanno alla base della nostra cooperativa. Io mi fermerei qui come mia piccola presentazione e passerei la parola prima a un nostro socio educatore e poi a una nostra socia lavoratrice che sono qui insieme a me. Grazie. Nel frattempo fervono i preparativi dietro, vedo. Sì, è tutta la mattina, okay. Stiamo riallestendo tutto, per cui è un momento un po' particolare. No, ma è bellissimo, è bellissimo. Si chiamerà, ve lo dico, il bar si chiamerà Fuori Luogo, proprio per, diciamo, dare un po' l'idea del fatto che si può
si può essere inclusivi anche nella differenza, anzi soprattutto nella differenza, come giustamente anticipava Renzo all'inizio del suo incontro, del nostro incontro, cioè una comunità che non è inclusiva perde nel suo complesso. Passo la parola a Michele. Eccomi qui. Buongiorno a tutti. Io sono Michele, appunto sono un educatore professionale, operatore e socio della cooperativa sociale Pantarei. E brevemente vi volevo illustrare un po' quella che è anche la metodologia, insomma, che utilizzano gli operatori della cooperativa sociale Pantarei per avviare persone appunto al mondo dell'inserimento lavorativo per persone svantaggiate. Allora, noi ci ispiriamo principalmente al principio della recovery, che quindi è quello dell'incontro della persona nella sua totalità, diciamo mettendo da parte, tra parentesi, il ruolo che è quello che può essere quello di paziente, appunto malato, che non ci appartiene, ecco. Quindi puntiamo soprattutto sullo sviluppo delle abilità che sono già presenti nei nostri soci svantaggiati, tralasciando tutto quello che invece sono le difficoltà, sviluppando più che altro abilità già presenti, prevedendo un percorso comunque monitorato da noi operatori, da tutta l'equipe, anche dall'equipe dei servizi invianti, che con obiettivi ben definiti, che vengono poi declinati nella pratica quotidiana, con un affiancamento di noi operatori con i soci lavoratori, una valutazione poi che avviene periodicamente, in genere quadrimestrale, e poi per una ridefinizione di eventuali altri obiettivi di miglioramento, di sviluppo e di integrazione lavorativa. Il risultato di tutto ciò è poi nella pratica la generazione di una relazione che è quella che si può, diciamo, vedere tra colleghi di lavoro più che tra operatore e paziente, appunto malato. Quindi l'annullamento di tutte le barriere e le distanze che ci sono tra operatore e paziente, in un'ottica di lavoro e di collaborazione e di fare assieme, appunto, per una realizzazione personale nel lavoro, ma soprattutto nella vita. Ecco, questo brevemente in sintesi quello che è i nostri obiettivi, il nostro metodo di lavoro. Ma ora passerei anche la parola a Claudiana, appunto la mia collega, socia della cooperativa Pantarei, e ora vi racconterà un po' la sua esperienza. Grazie a tutti. Grazie. Buongiorno a tutti, mi chiamo Claudiana, sono la socia cooperativa della Pantarei da 10 anni circa, sono responsabile caposala del ristorante, di cui sono anche i miei colleghi. Ho vissuto per 5 anni circa in Groleta, che è una struttura, anche una comunità all'interno del ristorante, e lì ci dà la possibilità di poter lavorare tutti insieme. Il lavoro per me è molto importante e tutto quello che fanno gli operatori è molto importante, perché lì ho trovato la mia serenità e la mia tranquillità. C'è un modo di volersi tanto bene tra di noi, e gli operatori mettono la loro vita in gioco per far sì che vada bene anche la nostra. E all'interno del ristorante facciamo anche questo prodotto che adesso vi mostro, che si chiama Invasa. Sono dei prodotti chilometri zero, e facciamo anche questo, e quindi facciamo dei cesti natalizi, cesti per la Pasqua. È andato molto bene anche questo prodotto qui. Ecco, sono molto contenta perché mi piace il mio lavoro, mi sono realizzata all'interno della struttura, e siamo tutti soci, operatori, tutti parità, non ci sono distinzione
tra socio svantaggiato e il socio normale operatore. Ecco. Detto ciò, sono molto contenta che ci è stata data la possibilità, come la dottoressa Elena Brigo, presidente della cooperativa, e il mio collega Michele hanno già detto, anticipato tutto. Ecco, che dire, sono molto contenta e sono molto felice di essere all'interno di questa nostra realtà che è unica e speciale. Grazie mille a tutti. Grazie mille a voi. Grazie mille a voi. Eccoci. Grazie mille a voi. Grazie a tutti. Veramente una realtà più interessante dell'altra. Per fortuna che stiamo registrando e quindi potremo poi rivedercelo. Allora, adesso do la parola al cerchio aperto. Cerchio aperto, Susanna, eccola qua. Buongiorno a tutti, io sono Susanna di Verona, anch'io, e rappresento il cerchio aperto. Ho preparato 2 video per darvi l'idea di in che cosa consiste il cerchio aperto, ecco, appunto, e spero che siano, insomma, sono video amatoriali, così fatti da me, però spero che rendano l'idea. Bravissima Susanna, sei bravissima. Grazie. Buona visione. Salve, sono la dottoressa Susanna. No dai, scherzo. Però mi definisco esperta per esperienza. Credo che 24 anni siano sufficienti per affermarlo. Può accadere che un membro della famiglia si ammali. Può essere un figlio o figlia, moglie, marito, sorella o fratello. Quando però la malattia non è fisica, ma ha a che fare con la salute mentale, che può manifestarsi in disturbi del comportamento, dell'adattamento, alimentare, o che comunque ha a che fare con il disagio psichico, la situazione da parte di tutti assume connotati impensabili e la famiglia cambia stile e forma. I genitori si preoccupano, i partners si innervosiscono, i figli si fanno carico di problematiche che emergono a causa della situazione che si protrae nel tempo. Si cercano soluzioni che tardano ad arrivare, si inizia a perdere forze ed energia. Anche i problemi di tipo pratico arrivano, come ad esempio l'abitazione, il lavoro, la pensione, la situazione economica. Allora si cerca qualcuno per condividere o per sentirsi meno soli. Qualcuno che ha vissuto o che sta vivendo un'esperienza simile. A questo servono le associazioni. Nel mio caso mi sono associata all'AIDSAM, Associazione Italiana Tutela Salute Mentale. È un'associazione per familiari, come sorella. Ma poi arrivò il mio momento down, in quanto fatta carico di grande disagio familiare. Anch'io ho accusato segni di non poterne più. Caduta in una grave forma depressiva, mi trovai a fare i conti con me stessa. È durato in tutto 18 mesi. Vivere in prima persona e non più come sostenitrice e caregiver mi ha fatto comprendere molte cose. Di conseguenza ho trovato il gruppo Il Cerchio Aperto, un gruppo di utenti per dar voce alla persona diretta interessata.
Grazie a questo gruppo mi sento parte attiva e integrante ed è nato in me il desiderio di collaborazione per portare il mio sapere esperienziale e il mio contributo al mondo. Bellissimo. C'è anche il secondo? Direttamente subito il secondo, ok? Sì. Noi abbiamo sempre il nostro tecnico Matteo che fa il regista. Ciao a tutti, sono Francesco Cambiano dell'associazione che sta per costituirsi il Cerchio Aperto a Verona. È un'associazione che si interessa ai diritti degli utenti, fatta di soli utenti, ma a cui possono partecipare anche persone che si interessano della salute mentale. È un'associazione appunto di utenti perché se ne sentiva l'esigenza, in quanto gli utenti non hanno avuto una loro voce diretta, ma sono sempre stati rappresentati da terzi. È un'associazione che è stata in contatto con altre associazioni di utenti, quale il Sole di Notte di Treviso e un'altra associazione di Brescia. Col Sole di Notte di Treviso è venuto il presidente a presentarla direttamente qui a Verona, al CSM di Verona. Abbiamo partecipato anche ai consigli di dipartimento, anche se ancora non ci siamo costituiti in associazione, e abbiamo fatto delle iniziative tipo quella degli incontri sullo stigma, che è il pregiudizio nei confronti delle persone che soffrono di problemi mentali, diretta dal dottor Pillan, Stefano Pillan, con la partecipazione della dottoressa Martinelli. Sono stati incontri molto interessanti questi sullo stigma, perché ci hanno fatto capire molte cose sullo stigma esterno della realtà che ci circonda, le persone che ci circondano, e anche dello stigma interno che ogni persona si porta dentro. Abbiamo fatto anche una serie di incontri sulla recovery con la dottoressa Martinelli. Sono stati degli incontri molto importanti e come proposta ci sarebbe anche quella di fare degli incontri sui farmaci, sull'utilizzo dei farmaci, a cosa servono i farmaci e così via, insomma il rapporto che si instaura per i farmaci tra utente e psichiatra e così via. Poi abbiamo fatto, sempre come associazione Cerchio Aperto, io sono un appassionato di storia dell'arte. Per il tempo libero abbiamo fatto un giro della città di Verona, una visita alla città di Verona in cui io facevo da guida, poi anche la visita guidata alla chiesa di San Zeno, di Santa Anastasia e di Santa Maria in Organo. Sono tutte state cose molto interessanti che sono molto piaciute e probabilmente prossimamente, Covid permettendo, faremo un'altra uscita per una visita di Verona. È importante che ci sia questa associazione perché in questo modo possiamo noi utenti dire direttamente qualcosa che ci riguarda, soprattutto in sedi istituzionali, come appunto il Consiglio di Dipartimento. Anzi, ringraziamo il Consiglio di Dipartimento per averci invitato, anche se ancora non ci eravamo costituiti in associazione.
Adesso stiamo lavorando allo statuto, quando prima lo finiremo, e saremo a tutti gli effetti un'associazione come le altre. Siamo aperti anche all'ausilio e all'intervento con altre associazioni, l'AISAM, ma anche altre associazioni del tessuto cittadino, con cui noi vorremmo aprire un dialogo. Ecco, questo è tutto. Ecco, detto tutto. Bene, veramente molto interessante, grazie al Cerchio Aperto di Verona. Diciamo che siamo in divenire, dai. In divenire, benissimo. Allora, passo la parola. Come? Grazie. Il meglio deve ancora arrivare, dico. Il meglio deve ancora arrivare, certo. Grazie a tutti. Fiducia e speranza, come diceva Renzo stamattina all'apertura. Allora, passo la parola all'ultimo dei gruppi e dopo passiamo un pochino a uno scambio. Simposio dei poeti. Ecco, dovrebbe partire un video. Prova ad immaginare una serata un po' normale, con versi, frasi e poesie che si accompagnano alle note. Non è importante che tu sia un grande artista conosciuto, ma che dalla tua voce umano che sia si percepisca il tuo cuore. Versi in rima, versi in prosa, notte allegre, notte dolci, ma c'è una cosa che accomuna ed è il senso di condivisione. E non ti preoccupare dell'effetto che fa, l'applauso sempre ci sarà. Tocca a te. Sono stato felice di poter esprimere. No, il video non è finito. Il video non è finito. Si è interrotto. È stata bella perché sono riuscita ad esprimere i miei pensieri. Sono stata felice perché mi hanno applaudita. Mi è dispiaciuto che il Covid abbia bloccato tutto. È stata un'iniziativa molto commovente e partecipata, dove i nostri ragazzi hanno potuto esprimersi, essere ascoltati e riconosciuti. È stato molto bello anche associare la musica alla poesia, rendendo le serate molto piacevoli. Queste occasioni aiutano sicuramente ad abbattere lo stigma sociale. Io sono Francesca. L'esperienza del simposio è stata bella. È stato divertente leggere i miei pensieri in prosa. Peccato che la malattia del coronavirus abbia bloccato tutto e l'ultima volta che andai al simposio eravamo solo in 2. Quello che ho apprezzato del Simposio dei Poeti è stata la considerazione, il riconoscimento dato a tutti i poeti partecipanti. Per quanto riguarda mia figlia Barbara, lei è una donna di poche parole, a volte non dice neanche quelle, e quindi ero a dir poco emozionata a vederla lì, che vinceva la sua emozione e che era felice di esserci.
un po' di gioia in mezzo a tanto dolore. Ciao, sono Barbara Caigaro, un ex ospite della comunità Spazio Libero. Volevo parlare un po' del Semposio dei Poeti perché è stata una bellissima esperienza e spero che tornerà ancora il Semposio perché è bellissimo. Perché ti è piaciuto il simposio? Perché eravamo tutti uniti con le poesie, con tanta gioia di sentire tutti quanti che le dicevano. Ecco, quello che avete visto nel video è un piccolo assaggio, poi ci sarà un altro piccolo video in chiusura di quello che è stata questa esperienza e le testimonianze di alcuni suoi protagonisti. Ho voluto io portare questa esperienza in questo webinar perché probabilmente l'ho vissuta un po' in maniera diversa, più da spettatore, questa volta non sono entrata nell'organizzazione, un'esperienza, un'iniziativa che è partita dal mio Dipartimento Salute Mentale, da anche una precedente esperienza che il nostro primario, dottor Maniscalco, aveva avuto in quel di Legnago, dove aveva in precedenza lavorato. Diciamo così che vivendola da spettatore, un po' come avete sentito nella canzone che Luca, Luca Del Bianco, quel signore che ha parlato prima dell'associazione Ritrovarsi, ha dedicato questa poesia in musica al simposio, dove lo descrive molto, molto bene. Ecco, io veramente sono stata molto colpita, molto favorevolmente da questa iniziativa. Diciamo che da spettatore l'ho vista in maniera più libera, meno condizionata, e me la sono anche più goduta, no? Innanzitutto ho apprezzato la scelta del luogo, anche se era un po' lontano, per qualcuno non facilmente accessibile, ma poi ho visto che la partecipazione era grandissima, quindi si sono organizzati. Anche questo luogo bellissimo, perché questa Villa Bassi è la prima immagine che voi vedete nel video, è una villa che una famiglia di Grumulo Pedemonte ha lasciato al comune e che poi il sindaco e l'assessore alla cultura ci hanno concesso di utilizzare, grazie anche alla disponibilità dei ristoratori, perché quello lì è accoglie un famoso slow food, un ristorante noto insomma nella zona, ecco. Quindi sopra il ristorante c'è una bellissima sala dove appunto veniva fatto di sera, ecco, ho apprezzato anche questo. Erano delle serate speciali, diverse, ecco, dove si respirava un'aria diversa. L'idea appunto di farlo di sera, che non sempre è così, no, facile anche per gli utenti partecipare, e accompagnato queste poesie da intermezzi musicali di artisti locali. Aperto con la compartecipazione e la collaborazione delle associazioni dei poeti locali, dialettali e non, che si sono mescolati appunto a tutti quelli che volevano partecipare. Era un programma, come avete visto, una serie di incontri per tutto l'anno, con ogni mese veniva proposta una tematica e potevano iscriversi tutti. Era aperto anche alla cittadinanza, chiunque volesse proporre la propria poesia. Ecco, nella organizzazione sono state coinvolte le associazioni della salute mentale del nostro territorio, e quindi utenti, operatori e volontari e familiari,
E i presentatori infatti sono stati 2 nostri operatori, una psicologa e il nostro infermiere, musicista, cantante, un po' tuttofare Fabio, che ha presentato e anche fatto i video che vedete, quindi un grande spirito di collaborazione, ecco. Quel pezzo che avete visto è il simposio online, perché non si sono fermati neanche nel periodo del lockdown, anzi quello è stato un'occasione anche per coinvolgere una scuola, un istituto superiore tecnico, tra l'altro industriale, di Thiene, l'istituto Chilesotti, che poi ha anche fatto un piccolo video insieme al nostro. Ecco, ho apprezzato che fosse appunto un intervento, un'iniziativa strutturata nel tempo, non una singola giornata così, quindi un programma che poi ha dato la possibilità anche a una partecipazione gradualmente nel tempo, no? A una costanza. Purtroppo attualmente si è interrotto, ma insomma si spera di poterlo riprendere quanto prima, diciamo. Ecco. Mi ha colpito la risposta del pubblico, cioè tantissima partecipazione, anche 80-90 persone di tutti i generi e tipi. Si concludeva, e poi mi ha stupito, moltissimi utenti sono usciti a portare la loro poesia, il loro scritto, il loro pensiero, ci hanno anche veramente stupito, che non ci aspettavamo. Che altro dire? Appunto il clima che, come si dice, si era creato in questi incontri, una circolazione di emozioni positive, di scambi, di comunicazione, soprattutto alla fine degli incontri c'era anche il rinfresco in una di queste bellissime sale antiche con il caminetto, e c'era veramente un'aria distesa, di festa, di scambio, di parità. Ecco, forse il potere della poesia e dell'arte di aiutarci ad andare oltre, no, gli stereotipi, i ruoli, i pregiudizi, le etichette, e di creare legami maggiori di condivisione, di solidarietà e anche di crescita per tutti. Ecco, quindi io ho respirato questo clima di umanità che mi ha ricordato altri momenti veramente vissuti con il movimento Parole Ritrovate. Il clima del fare assieme, in un certo senso, ecco, qui forse non voluto, ecco, ma questo è stato il risultato, e come avete sentito è stato vissuto anche dagli altri protagonisti, come avete sentito nelle testimonianze. Ecco, io mi auguro che questi bellissimi incontri possano quanto prima riprendere, che facciano anche da apripista per altre esperienze analoghe, in cui veramente il fare assieme dà un risultato veramente eccezionale, straordinario. Passo ora la parola anche alla psicologa, alla Sara Marini, dottoressa Marini, Sara, che vi parlerà anche lei del simposio. Diamo la parola e poi fra pochissimo passiamo la parola anche al pubblico, c'è già una mano alzata, quindi a brevissimo. Quindi sarò breve, insomma. Va bene. Allora, intanto mi presento, io sono Sara Marini, sono psicoterapeuta, lavoro al CSM di Thiene e coordino anche il centro diurno Il Faro di Thiene Schio, che afferisce poi ovviamente al Dipartimento Salute Mentale dell'UR7 diretto dal dottor Maniscalco. In particolare sono onorata di poter presenziare all'evento di oggi, è la mia prima volta alle Parole Ritrovate come, diciamo, dove porto un intervento, e considerato che io sono entrata nell'ambito della salute mentale nel 2017, quindi dove sono stata assunta come psicoterapeuta, per me è un grandissimo onore e sarà il primo passo, e mi sono già autoinvitata a Rimini, parlavo un po' con Sabrina, sarà il primo passo, spero, di una lunga serie. In questo momento rappresento un po' quello che è il team, tra virgolette, organizzativo, perché come poi ha detto Sabrina è un po' un fare assieme, per cui veramente i ruoli si fondono in qualche modo, quindi c'è l'utente, c'è il primario che durante
come dire, l'evento aiuta a montare e smontare gli strumenti insieme all'utente, insieme all'infermiere che presenta, quindi insomma sì, è un po', c'è proprio questo clima del fare assieme, e io rappresento il team organizzativo e volevo anche un po' anche ringraziare l'altro collega, il dottor Alessandro Pinton, come psicoterapeuta ci dà veramente una grande mano, e anche oltre a Fabio che è un presentatore, musicoterapeuta, e anche Lucia che è l'altra infermiera, insomma, che è un po' il cuore pulsante ci porta un po' proprio avanti anche l'iniziativa. E tra gli obiettivi ovviamente c'è quello di contrastare quelle che sono le tematiche di stigma e pregiudizio e che sono dovute alla scarsa conoscenza. Infatti una grande forza è stata proprio l'incontro tra varie associazioni, sia di poeti che nell'ambito della salute mentale, perché ovviamente sappiamo che più si conosce e più si impara ad accettare anche un certo tipo di sofferenza. Ciò serve anche a scardinare l'isolamento di chi ne è vittima e anche creare un senso di appartenenza ovviamente nella comunità. Per quanto riguarda il centro diurno, abbiamo creato proprio un progetto in vista del simposio, quindi un laboratorio, dando un senso riabilitativo con gli utenti del diurno. E in questo senso proprio il senso riabilitativo è dato dall'attività dell'espressione poetica, e la poesia viene intesa come espressione creativa attraverso le parole, che diventano proprio un modo per avvicinare alle esperienze esistenziali dell'altro. Funge proprio da ponte che crea un contatto gli uni gli altri, ma anche all'interno di se stessi nelle varie, diciamo, profondità. Tutti siamo un po' poeti, nel senso che se qualcuno fa emergere degli aspetti anche personali tramite ovviamente i suoi scritti, e la poesia diventa quindi un mezzo per creare un contatto autentico con se stesso e con l'altro. Quindi col gruppo di utenti abbiamo proprio creato questo laboratorio dove sono state scritte diverse poesie, sia a tema libero che specifico. Erano talmente belle le poesie che, oltre a averle portate poi al simposio, abbiamo anche creato un libretto che vi faccio vedere, perché non so se si veda qualcosina, però mi scuso, questo è un po' distrutto perché ho un bimbo piccolo che tocca qualsiasi cosa, e quindi però insomma la forza anche di questo libretto, che poi è la stessa del simposio, è che ognuno ha fatto qualcosa, cioè tutti i vari gruppi, chi magari ha attraverso delle tecniche di manualità, in particolare una tecnica che è il quilling, ha fatto la copertina, questo interamente realizzato a mano, stampato, scritto, l'utente che ha scritto le poesie a computer, insomma è stato proprio ogni gruppo diventava un po', in un momento anche difficile per i centri diurni, in cui i gruppi dovevano essere suddivisi proprio per via del Covid, e quindi c'era una difficoltà a incontrarsi tutti insieme come era prima del Covid, è stato veramente molto importante per costruire qualcosa insieme, ma anche poi in un'ottica proprio di inclusione di tutti gli utenti. Questo, quindi scusatemi, quindi è stata proprio una grande soddisfazione. Si vede un po' proprio come il simposio è diventato anche propulsore per altri tipi di attività e per altri tipi di cambiamenti. Comunque, tornando al simposio, si parlava appunto, soprattutto nell'ultimo incontro che poi è stato fatto a settembre, anche delle nuove abitudini assunte col Covid, e si potevano condividere anche proprio le emozioni, le sensazioni date dalla riapertura del centro diurno dopo la chiusura dovuta al lockdown. Pertanto tutto il centro diurno, come ho detto prima, è stato coinvolto. E questa è stata veramente una forza dell'iniziativa. Per quanto riguarda invece come ho vissuto io da un punto di vista personale, anche il simposio è stato molto importante per me, sia da un punto di vista personale, professionale, ma soprattutto proprio intimamente personale, perché ha in qualche modo aperto una porta che a volte facciamo fatica a aprire, anche noi operatori, insomma, che richiama quello che è il senso profondo dell'integrazione e l'accettazione senza condizioni, che hanno a che fare sia con gli utenti, ma anche con noi proprio come persone. Partecipare all'evento, quindi l'aria che si respirava, proprio lo stesso vissuto di cui parlava Sabrina, era un'atmosfera quasi magica,
si vede proprio che il gruppo e la poesia possono entrare nel profondo in un modo sano, in un modo delicato anche, e chi leggeva le poesie con tranquillità, chi invece non le leggeva, preferiva delegarle ad altri, e come andava bene tutto, no? In qualche modo, cioè chi è tornato, è stato un bellissimo momento dove un utente ha letto una poesia però si è un po' incartato, quindi è tornato a rileggerla in un secondo momento, perché non si è sentito abbastanza performante, ed è meraviglioso questo, perché si può leggere veramente una grande, grande forza anche nella fragilità. Scusami Sara, dobbiamo avviarci verso la Sì, conclusione. ho finito. E come dirà Luca Dal Bianco nella canzone che ha scritto e cantato nel video che vedrete adesso, nel piccolo video, è importante che dalla tua voce, umano che sia, si percepisca l'emozione. E c'è una cosa che accomuna ed è il senso di condivisione. E non ti preoccupare dell'effetto che fa, tanto l'applauso ci sarà. Quindi la speranza e la fiducia diventano veramente dei grandi propulsori di cambiamento, che è stato un po' il tratto, no? Con cui è iniziato un po' questo webinar, e che con cui un po' si conclude, insomma. Grazie a tutti. Grazie. Può andare il video. Versi in rima, versi in prosa, note allegre, note dolci, ma c'è una cosa che accomuna ed è il senso di condivisione. E non ti preoccupare dell'effetto che fa, l'applauso sempre ci sarà. Tocca a te, ho fatto una fotografia di questo incontro non casuale, di gente che più o meno sana che sia, non perde tempo a confrontare. C'è anche il presentatore e l'intervento del primario, con la squadra del distretto dell'US non manca neanche il rinfresco. Versi in rima, versi in prosa, note allegre, note dolci, ma c'è una cosa che accomuna ed è il senso di condivisione. E non ti preoccupare dell'effetto che fa, l'applauso sempre ci sarà. Tocca a te. Grazie veramente moltissimo, una conclusione della nostra carrellata veramente spettacolare. Allora, ci sono 2 mani alzate, quindi io chiedo al nostro grandissimo Matteo Albertinelli di far entrare in ordine prima Luisa Fungenzi, che avviso che sarà scollegata qualche secondo e poi apparirà in video e sarà registrata, le ricordo. Sta arrivando. Sì.
Allora, ci vuole qualche secondo per fare il passaggio di stato e avviso anche la signora Bruna, che vedo successivamente, che sarà in video e quindi sarà registrata. Se non vuole essere registrata me lo dovrebbe dire, ecco, e così spegniamo la registrazione. Luisa, riesci ad attivare il video? Ci senti? Ci senti, Luisa? Ecco, sento benissimo, perfetto. Benissimo. Ecco la nostra Bene. il nostro primo commento o domanda. Eccoci qua. Prego. Bene. Beh, io direi che questo momento è stato veramente qualcosa di eccezionale, che ci incoraggia, ci dà veramente una spinta, una marcia in più per andare avanti, sempre con quell'ottica della rinascita, del ricominciare, del mettersi in gioco in continuazione e non fermarsi mai. Veramente è un grande messaggio di speranza. Grazie veramente a tutti gli interventi. Grazie. Grazie mille Luisa. Se vuoi stare, puoi stare. Facciamo entrare Bruna, Matteo, che è stata, mi pare, anche molto attiva nella chat finora. Qualche secondo perché deve cambiare stato da pubblico a relatore. Pian pianino, lo vediamo già. Se intanto qualcun altro del pubblico vuole alzare la mano per fare un commento o una domanda, molto volentieri. Eccoci qua. Bruna vuole accendere il video e il microfono? Ci sente Bruna? C'è un messaggio di Bruna sulla chat che non intende intervenire. Non vuole intervenire? Va bene. Io non la vedo. No, la mano forse l'avevo alzata all'inizio, non intendo intervenire, grazie. Allora, niente, Matteo, puoi far tornare Bruna nel pubblico. Se c'è qualcun altro da parte del pubblico che vuole intervenire, a noi ci fa veramente molto piacere e può alzare la mano. La funzione di alzare la mano è in basso, nel vostro video, in basso, a fianco a condividere lo schermo, cioè alza la mano, basta cliccare e noi vi vediamo e vi facciamo entrare. Nel frattempo possiamo intervenire anche noi qua che siamo già presenti. Se vuole Letizia, senza riaccendere il video perché so che ha una connessione in questo momento instabile, ma se vuole completare il suo pensiero che purtroppo era stato interrotto dalla disconnessione, può. E comunque tutti quelli che vogliono fare dei commenti, insomma, ulteriori. Abbiamo una mano alzata, Lorenzo, Matteo, se vuoi farlo entrare. Ci metterà qualche secondo. Facciamo esperienza nel frattempo di questo nuovo strumento, magari lo usiamo ancora anche in futuro, anche quando sarà risolta la pandemia. Ok, Lorenzo dovrebbe accendere il video e il microfono. Ci riesce? Almeno il microfono, insomma. Eccoci qua. Ci sente? Io sì, vi ho sentito tutto il tempo. Benissimo, benissimo. Ecco, alla parola, si vuole accendere anche il video, se no può rimanere oscurato. Come No, io vorrei accendere, ma non capisco come si faccia e dove si vada. Boh. Mi sono sorpreso che sono rimasto presente senza essere visto, senza vedermi. Comunque. È perché il pubblico, questo è uno Zoom. Sì, ho capito, sì, sì. No, la riunione di oggi è stata molto molto bella, molto molto interessante, devo dire. Anni fa non ci sarebbe stata, insomma, no? Non nella tecnica ma nei contenuti. C'è un'unica cosa che manca, secondo me, da parte di tutte queste persone coinvolte, utenti, operatori, eccetera.
salvo Renzo De Stefani e Sabrina Marangoni, non conoscevo nessuno. E la questione che vorrei porre io di nuovo, sempre la stessa questione, è la questione del no restraint. Tutto questo importantissimo gregge di persone che hanno un certo potere a questo punto, perché chi fa poesie, chi interviene, chi ha collegamenti anche politici, eccetera, eccetera, non potrebbe darsi da fare per battersi, per abolire questa maledizione della psichiatria che è la contenzione. Punto. Grazie dell'intervento, della sottolineatura così importante. E approfitto soltanto per dire, perché non l'abbiamo ancora detto magari in maniera diffusa, che questo di stamattina è solo come dire un'anteprima, una carrellata veloce di esperienze, ma che non appena possibile faremo un convegno in presenza di un'intera giornata, in cui sarà possibile poi proporre anche altri temi del fare assieme. Libero commento, qualche minuto, sia da parte del pubblico che da parte dei relatori che vogliono intervenire. Letizia, hai acceso il microfono? Sì, ho acceso il microfono, ci riprovo. Purtroppo sono molto dispiaciuta, ma la connessione mi ha abbandonato e non mi ero neanche accorta di aver parlato da sola per 6 minuti. No, per 6 minuti no, per qualche minuto. No, volevo solo salutare e purtroppo sono riuscita a seguire solo in parte tutta la giornata, appunto a causa di problemi di connessione, ma andrò sicuramente a rivedermi la registrazione. Sono sicura che comunque i video che sono stati mostrati siano riusciti a dare comunque una testimonianza concreta, insomma, della realtà degli appartamenti autonomi e di quanto bella e preziosa sia questa esperienza, che è possibile chiaramente con il lavoro, la sinergia di tanti attori che entrano in gioco, insomma, e che consentono appunto in questo clima di collaborazione e di pieno protagonismo di far sì che questi progetti si mantengano nel tempo e abbiano successo. Basta, io vi saluto e vi ringrazio, insomma, per questa giornata che insomma ci ha dato l'opportunità di scambiarci, no, tanti contenuti, esperienze e di buone pratiche del fare assieme. Grazie a tutti. Grazie anche a te, Letizia, di tutto l'impegno che hai messo insieme ai colleghi, insieme alle persone coinvolte nel fare queste interviste, veramente grazie. E a tutti quelli che hanno contribuito. Credo che abbiamo dato una carrellata veramente sentita, ma anche è sembrata anche molto chiara di che cosa si può fare con il fare assieme. Un esempio veneto, con diciamo così, diversi territori, diverse esperienze. È stato un momento per reincontrare anche delle persone che non vedevo da un sacco di tempo, a cui mando un bacio. Qualcun altro vuole concludere? Magari Renzo, o chi vuole dire 2 parole finali? Poi ci possiamo salutare. Ornella, io non vorrei concludere perché mi pare che sarebbe un rovinare una cosa che si è già conclusa e si è conclusa nel migliore dei modi attraverso tutta una serie di interventi che sono stati coerenti tra di loro, positivi, guardando al futuro, insomma. Abbiamo passato, credo, una bella mattinata. Volevo solo dire 2 cose. Una a Lorenzo, che è un vecchio amico, per tranquillizzarlo in qualche modo, perché lui sa, perché è venuto al Coordinamento Nazionale di Parole Ritrovate per parlare di no restraint, e questo tema nel mondo di parole ritrovate sicuramente sta avendo dei riverberi importanti e ne riparleremo sia in prossimi incontri che in convegni dedicati, eccetera. Per cui se tu ci sarai, a maggior ragione noi ci saremo. L'altra cosa che volevo dire è che l'8 maggio, lo sto memorizzando in questi giorni via mail a tutti quelli che sono iscritti alla mailing list di Parole Ritrovate, ci sarà il prossimo coordinamento di Parole Nazionali.
di parole ritrovate, il coordinamento nazionale. Siccome questa di stamattina è stata la prima occasione di evento che si lega a quello che avevamo chiamato il Cammino Italia o il Giro d'Italia, al di là del titolo poco importa, insomma, è stato il primo evento dopo quello di Aosta di febbraio sull'onda del fare assieme, sarebbe bello, ma lo do per scontato, che ci fosse il maggior numero delle persone che hanno partecipato a questo incontro per darne testimonianza e per raccontare a chi sta decidendo come mettersi in gioco nei prossimi mesi, in prossimi eventi di parole ritrovate, che questo che abbiamo sperimentato oggi, che per qualcuno in forma webinar era un po' una primizia, è uno strumento estremamente interessante e che merita replicare, sperando sempre che il Covid ci lascia e che ci troviamo in presenza. Però insomma è uno strumento importante, per cui mi farebbe piacere, credo a tutti gli amici di Parole Ritrovate che oggi non ci sono, di avervi al coordinamento nazionale in modo da poter anche riportare quello che grazie a tutti voi e alla regia di Matteo e di Ornella, che è stata una conduttrice carismatica, è avvenuto in questa bellissima mattinata. Grazie allora, grazie e arrivederci a presto allora. Arrivederci a presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Complimenti a tutti. Grazie, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Complimenti a tutti. Brava Ornella, sì. Bravi. Bravo Ornella. Tecnico e bravi tutti. Grazie di nuovo a Matteo, è stato fantastico. Grazie mille. Grazie. Complimenti. Complimenti. È stata